Buongiorno e benvenuti al nostro Focus TG. Oggi siamo un po' in anticipo per un motivo molto particolare e decisamente importante, soprattutto dal punto di vista della tradizione e della cultura. Anzi, stiamo anche partendo con la nostra diretta streaming per Facebook, perché chiunque sia lontano dalla TV, magari persone che sono lontane dal Veneto, qualcuno che non ha una TV a disposizione, può vedere questa parte della nostra informazione, possiamo dire quasi in edizione straordinaria, perché oggi siamo alla Fiera Franca di Bassano del Grappa, un evento che torna dopo le grandi difficoltà, lo conosciamo, degli ultimi 18 mesi, e può essere visto come un nuovo inizio. Ripartiamo anche dalle fiere. Il Veneto, lo abbiamo già detto, riparte da quello che gli è più congeniale, quindi Bassano del Grappa ad esempio domenica è ripartita dagli Alpini, è ripartita dal Ponte Vecchio, Ponte degli Alpini, Ponte di Palladio, chiamatelo come volete, monumento nazionale. Ci sono altre aree che ripartono dall'industria, dall'economia, dalla vendemmia, dal turismo. Ognuno in questo Veneto bellissimo e pieno di risorse parte da dove può. L'agricoltura, il mondo contadino riparte anche dalle fiere. Sono eventi che si svolgono in Veneto, ma possiamo dire in tutta Italia, fin dal Medioevo. Sono nate come proprio vere e proprie fiere di paese, poi sono cresciute. Le fiere franche si chiamavano così, franca dal punto di vista dei dazi, non si pagava dazio per entrare e uscire dalla fiera, tanto che poi qualcuno aveva trovato il modo di farci anche qualche soldino extra. Adesso è rimasto il nome di Fiera Franca, ma naturalmente non ha più il valore di un tempo. Fiera Franca di Bassano che ricomincia anche dal bestiame. C'è l'esposizione del bestiame, ci sono i mediatori al lavoro, come si faceva un tempo, come si faceva una volta. Fra poco saremo anche in grado di farvi vedere, fra una mezz'ora circa, la premiazione del concorso del bue grasso, ovvero il più bel animale di questa Fiera Franca verrà premiato. Per noi c'è Federico Fusetti che fra pochi istanti riceverà la linea qui dallo studio e ci accompagnerà, come sa fare lui, con Andrea Benetti in questa lunga mattinata di tradizioni, cultura. Abbiamo anche degli ospiti che dovrebbero arrivare per parlarci del mondo contadino, non solo come tradizione, non solo come storia, un capitolo che per molti versi potrebbe sembrare chiuso, ma proprio come un settore economico, lo sappiamo, insomma, trainante per il Veneto, di grande importanza, e quindi potremo anche capire che aria tira sul comparto che una volta era detto primario per ovvi motivi e che adesso rischia di essere messo in un angolo. A questo punto chiedo alla regia se possiamo parlare direttamente con Federico Fusetti per cominciare a capire qualcosa di più di questa mattinata. Allora, buongiorno Federico, aspettiamo che, noi vediamo che si sta preparando. Buongiorno Federico, ti vedo alla Fiera Franca di Bassano del Grappa. La giornata è decisamente autunnale, le fiere si fanno d'autunno, lo sappiamo, sono famose quelle di San Luca per il 18 ottobre, ma in generale questo mese che si avvicina alla fine dell'annata agricola prevista per San Martino è un mese di fiere. Giornata un po' uggiosa, però vediamo molta gente che si muove. Raccontaci. Sì, buongiorno Ferdinando, buongiorno ai telespettatori. Insomma, hai fatto una descrizione perfetta, un'introduzione anche storica di questo evento. Beh, insomma, io non sono di Bassano e molti di voi lo sanno, però veramente arrivare qui, insomma, si respira un'aria affascinante, molto bella davvero. Con Andrea Benetti siamo qui, abbiamo già fatto 2 passi tra le bancarelle, tra le esposizioni del bestiame. Devo dire che si respira proprio aria di tradizione, aria popolare, ma un'aria quella bella, cioè quella di chi insomma non vedeva l'ora anche di ripartire con queste tradizioni popolari. Mi ha colpito, adesso vi racconto un po' quello che ho visto e le sensazioni che abbiamo, poi cominciamo a muoverci, vi mostreremo naturalmente anche cosa c'è a questa Fiera Franca. Mi ha colpito il fatto che ci sono, certo, molte persone anziane, persone che sicuramente hanno vissuto da vicino decine di queste Fiere Franche, ma ci sono tantissimi ragazzi, giovani, bambini, mamme, famiglie,
addirittura scolaresche. Adesso forse Andrea li aveva ripresi prima, li vedremo più tardi, o comunque insomma abbiamo visto passare intere classi con gli insegnanti che si avvicinano alle mucche, le insegnanti mostrano e spiegano, insomma davvero c'è ci sono un po' tutte le fasce d'età rappresentate, questo è sicuramente un aspetto positivo. Parcheggio se ne trova, abbiamo trovato abbastanza facilmente un parcheggio regolare, quindi tutto in ordine. Poi ci sono i varchi d'accesso con poi magari ve li facciamo vedere, con la descrizione di quello che serve, il Green Pass, la mascherina obbligatoria, ecco perché me la tengo, e sinceramente ce l'hanno quasi tutti, quindi comunque diciamo indicazioni rispettate alla lettera di quelle che sono gli obblighi, ecco, derivanti dalle manifestazioni. A parte queste diciamo misure di sicurezza legate al Covid, per il resto davvero si respira un'aria positiva, quindi non mi sembra che nessuno sia diciamo contrario a queste restrizioni, tutt'altro. Dietro di me ci sono, cominciamo a vedere, ci sono alcune mucche in esposizione, come dicevi, con i mediatori. Sentivo parlare di prezzi, sentivo parlare di 1.000 euro, non so riferito a quale esemplare. Ci sono anche i cavalli naturalmente che hanno anche loro proprietari e mediatori, tante persone che si avvicinano, che domandano, che sono curiose, che fanno fotografie, c'è davvero un'atmosfera bella e affascinante. Federico, il tempo è quello che è, come dicevi, non c'è freddo, prego. Ti devo interrompere un attimo, spieghiamo ai nostri telespettatori, c'è qualche secondo di scarto fra noi e Federico Fusetti e Andrea Benetti, quindi magari noi facciamo una domanda, loro rispondono qualche secondo dopo, ma è una questione tecnica che risolviamo. Allora, ti devo bacchettare simpaticamente perché se i mediatori, se gli addetti ai lavori ti sentono chiamare mucche, gli animali, non questi che vediamo che sono cavalli, ma quelli che abbiamo sentito fino adesso, magari possono anche guardarti storto, perché è un termine che sembra quasi brutto, però tecnicamente si chiamano vacche, quindi la mucca è quella dei bambini a scuola, dei disegni, quella delle poesie. Gli animali da cortile, gli animali da stalla, gli animali da fiera si chiamano vacche, quindi mi raccomando attenzione, perché se qualcuno ti sente dire mucche magari potrebbe anche aversene a male. Ferdinando, io sono un cittadino e quindi usavo un termine per ingentilire, ecco, addirittura questi animali, per cui vengo dalla città, però insomma imparo presto, per cui certamente non ripeterò questo errore. La vacca è vacca, quindi la chiamerò col suo nome corretto. Guardate anche bambini, davvero mamme che si avvicinano agli animali proprio per un po' la curiosità, ma un po' anche la consapevolezza che stiamo parlando di qualcosa di grande tradizione, e quindi c'è anche forse la volontà di conoscere meglio queste tradizioni, di informarsi e di insomma viverle per quello che deve essere, quindi davvero questo è molto molto bello. Più avanti, adesso un po' ci sposteremo, ci sono invece le bancarelle, ce ne sono 31, sono bancarelle di abbigliamento, dolci, casalinghi, insomma come una vera fiera deve essere da questo punto di vista. E poi c'è il palco sul quale, tu l'hai anticipato, alle 11:30 verrà premiato il bue grasso più bello. Abbiamo già visto i selezionatori, adesso non so come si chiamino, i valutatori, ecco, probabilmente, che hanno già valutato gli animali. Abbiamo visto dei fogli con dei voti, con delle classifiche, con delle valutazioni appunto, e adesso ovviamente c'è una giuria, abbiamo visto, composta da 4-5 persone, che si riunisce, che vede alla fine, tira le somme, ecco, di queste valutazioni, e poi alle 11:30 verrà premiato il bue grasso più bello, diciamo così. Ti stavo dicendo dei controlli del Green Pass che ci sono all'ingresso, del fatto che quasi tutti hanno le mascherine come è previsto che sia, e del tempo che è quello che è, ma non c'è particolarmente freddo, un po' di umidità, ma insomma è autunno, per cui c'è chi va dalla manica corta al maglione al giubbotto, c'è un po' di tutto. Con Andrea possiamo girarci, magari facciamo già 2 passi in là e andiamo verso altri animali, perché sono davvero molti. Vacche, certo, poi abbiamo visto i cavalli, ci sono gli asini, spero di chiamarli col nome giusto, ci sono i pony anche, che ovviamente attirano l'attenzione dei più piccoli e che quindi si avvicinano con i genitori. Non credo che sia possibile cavalcarli, però insomma già anche solo avvicinarsi e guardarli. Vedete che sono davvero tantissime qui le
gli animali esposti a decine, scaricati dai camion, tutti col loro fieno, quindi comunque in condizioni direi ottimali per passare anche loro la giornata, non dico divertendosi, ma comunque insomma farsi vedere nel loro splendore. Proviamo a sentire qui, vedo anche un cartello, vediamo un po'. Scusate, posso chiedervi, siamo in diretta, sono vostri questi animali? Posso chiedervi così che emozione, anche forse tornare finalmente sì, alla fiera dopo però il lavoro non va bene, non stiamo vendendo niente. Posso chiedere il nome anche? Stefano. È un periodo in cui non si vende, in quest'ultimo periodo sono già anni, diciamo. È già anni che sta cominciando ad andare in discesa. Ci sono i grossisti che si stanno mangiando tutto quanto. Scusa. Quindi con che spirito è venuto qui oggi? Sperando di vendere qualcosa, il mio spirito è quello. C'è curiosità, c'è gente che si avvicina, ha già avuto dei contatti? Più che sia curiosità, vogliono solo guardare e basta. Posso chiedere un ordine di grandezza di quanto può costare un animale più o meno? Un animale fa conto 250 kg, un blue bag costa attorno a 1.000 euro più o meno. Dopo bisogna vedere la razza e la qualità. L'impegno è venire qui comunque a allestire. Ci vuole il suo impegno. Però finalmente siete tornati alla fiera, questo magari un po' potrà aiutare anche se il momento non è buono. Sono contentissimo, sono belle cose queste. Da dove viene la gente qui che si interessa? Un po' dappertutto qua da Bassano, vengono dappertutto. E lei di dov'è? Vedo Io qui sono che c'è. da Maserba. Quindi dalla provincia di Treviso. Provincia di Treviso, sì. Bocca al lupo. Grazie, arrivederci. Ecco, così abbiamo avuto. Sì, siamo in diretta, ci chiedono qui se siamo in diretta e quindi ci avviciniamo a qualche altro stand. Allora avete sentito, insomma, non c'è tanto entusiasmo, a dire il vero, da parte degli allevatori. Probabilmente sì, la situazione non è buona in generale, ecco, diciamo così, c'è comunque la speranza magari di riuscire a concludere qualche affare. Avete sentito, io avevo sentito parlare di 1.000 euro infatti prima e me l'ha confermato allora anche qui il signor Stefano che 250 kg, la vacca di cui parlava, belga se non sbaglio diceva, e siamo attorno ai 1.000 euro. Adesso c'è un pezzo qui di raccordo tra gli animali e la parte diciamo più è legata invece alle bancarelle. Sempre con Andrea ci stiamo muovendo e vedete quanta gente c'è, vedete con i vostri occhi quanti indossano regolarmente le mascherine, perché è vero che siamo all'aperto, ma siamo all'interno di un evento, di una fiera, e quindi la regolamentazione è precisa e molto, molto chiara anche, cioè mascherina obbligatoria. Proviamo a sentire qui questo signore. Scusi, siamo in diretta, la Rete Veneta, volevo chiederle un po' l'emozione anche di tornare finalmente a una fiera che da 2 anni non si faceva. Un po' meglio di prima sicuro, però non è che ci sia molto. Che si aspettava qualcosa di più? Sì, penso di sì, ma è anche il tempo forse. Ma più gente o più esposizione? No, più esposizione. Lei ha frequentato anche in passato spesso queste fiere? Abito qua vicino poi. Sì. Vedere gli animali così in esposizione? È sempre una bella emozione. Bene, grazie. Niente. Buongiorno. Ecco Federico, approfitto di di questo momento di passaggio, Federico, per chiederti alcune informazioni. Ovviamente ripartire, lo sappiamo, non è mai facile. Ripartire per il mondo agricolo che soffre da anni di tantissime difficoltà legate a un aggiornamento ormai indispensabile. Ci sono molte aziende che si stanno rinnovando, ci sono tantissimi giovani allevatori e agricoltori in Veneto, però è un passaggio generazionale molto complicato. La spallata che ha dato il coronavirus e anche la crisi economica precedente a queste attività veramente immaginiamo che possa aver messo in difficoltà tantissime aziende, tantissime famiglie. È ovvio che ripartire con una manifestazione come questa, così particolare, perché ricordiamo che una fiera franca non è una cosa che si organizza in un quarto d'ora e tanti allevatori magari possono aver pensato di saltare l'anno, di vedere come va quest'anno, quindi è comprensibile che ci sia un po' quell'aria da sottotono, ma sappiamo che ripartire di slancio non è mai facile e semplicemente è un primo passo. Però vediamo degli animali veramente belli. Immaginiamo che poi speriamo che a fine giornata qualcuno possa
anche aver fatto qualche affare. Abbiamo qualche piccolo problema di connessione in questo momento, lo dico anche per Federico Fusetti, Andrea Benetti, ogni tanto l'immagine perde un po' di qualità, ma adesso siamo tornati. Federico, poi ci dicevi alle 11:30 ci sarà la premiazione del Bue Grasso, è vero? Esatto, come vi dicevo siamo proprio davanti adesso, nel frattempo ci siamo spostati nella zona delle bancarelle, ma c'è anche il palco di cui ti parlavo prima. Guarda, se Andrea mostra dove c'è scritto lì iscrizioni Bue Grasso, in realtà lì stanno proprio valutando, ci sono le schede con i cosiddetti voti, ecco, possiamo chiamarli così, e c'è la giuria quindi che sta decidendo chi vincerà, perché alle 11:30 su questo palco, sul palco che c'è qui vicino a noi, ci saranno proprio le premiazioni. Vedo qui tra l'altro, Andrea, se vuoi raggiungermi, vedo il consigliere regionale Nicola Finco. Ah bene, buongiorno. Abbiamo il vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto. Sì, Ferdinando, siamo... Sì, esatto, l'abbiamo trovato qui davanti al palco. È qui, immagino, in veste istituzionale, ma perché no, anche in veste di cittadino che finalmente torna alla fiera, che si può finalmente svolgere di nuovo in mezzo alla gente. Beh, certamente diciamo che per i bassanesi questa è una tradizione, perché fin da bambini insomma siamo stati abituati il primo giovedì del mese di ottobre di venire alla Fiera Franca. È una tradizione quindi che si porta avanti, è una tradizione che però secondo me deve anche aprirsi ai tempi moderni, perché oggi l'agricoltura è un'agricoltura cambiata rispetto ad un tempo, e forse anche queste manifestazioni nel corso del tempo magari hanno bisogno anche magari di un maggiore sprint, di essere anche magari riviste e rivisitate. Comunque la presenza oggi delle persone insomma testimonia che questa è un'identità ancora forte, e secondo me nei prossimi anni proprio su questo tipo di fiera del giovedì potremo veramente fare magari un passo in avanti e investire soprattutto sul mondo agricolo più che sulle bancarelle con le varie ed eventuali. Ci vogliono soldi? Ma ci vogliono, sì, su tutto ci vogliono dei soldi, però ci vogliono anche delle idee, e secondo me insomma ci sono tutte le prospettive e le caratteristiche per rilanciare anche questa Fiera Franca. Abbiamo sentito così un po' le persone contente di tornare, qualcuno si aspettava qualcosa in più a livello proprio di esposizione. Gli allevatori dicono è un periodo veramente difficile, si vende poco. Quanto può aiutare questo e quanto poi, come diceva lei poco fa, c'è la necessità per il rilancio di investire? Beh, è ovvio che le fiere franche, le fiere del bestiame, se le dobbiamo paragonare a 40-50 anni fa, sono cambiate radicalmente, perché oggi l'allevatore non aspetta la fiera per acquistare il capo di bestiame, però comunque sono sempre un momento vivo di convivialità. E quello che secondo me è un'analisi che faccio, perché oggi partiamo con Bassano, fra un paio di settimane c'è la fiera di Arsego, poi ci sarà quella di Cittadella, quindi un po' tutto si sta rimettendo in moto. Paghiamo anche il conto di questi 2 anni, no? 2 anni difficili che hanno colpito tutti i settori, ma che ha colpito anche e soprattutto la popolazione, perché la vedi, insomma, la gente è quasi stanca insomma di questo stile di vita, perché insomma ancora oggi viviamo con la mascherina, e quindi la gente ha bisogno insomma di tornare a vivere, e queste sono manifestazioni che, come dicevo prima, devono essere visitate, ma secondo me possono essere tranquillamente rilanciate, visto che l'agricoltura, soprattutto in Veneto, è uno dei settori primari della nostra economia. È un settore sul quale si sta investendo moltissimo, abbiamo investito buona parte della programmazione comunitaria degli ultimi 7 anni, stiamo affrontando in queste ore la nuova programmazione comunitaria, il che vuol dire nuove risorse, nuovi investimenti, che dovranno servire anche per ritornare proprio a valorizzare e a incentivare ancora più questo tipo di manifestazioni, che magari potranno essere legate sia al bestiame, ma anche alle tradizioni agricole, alle macchine agricole, a tutto ciò che riguarda l'immenso mondo dell'agricoltura che ha fatto grande la terra veneta. E vediamo anche tante famiglie, bambini, genitori, giovani. È un mondo anche per loro questo. Beh, è un mondo diciamo di scoperta, soprattutto per i più piccoli, no? Perché ovviamente i bambini con gli animali, sappiamo benissimo, sono motivo di conoscenza, di orgoglio e di felicità, ma soprattutto sono felice di vedere i genitori che accompagnano i propri figli a capire
di cosa è fatta anche la natura, no? Perché viviamo spesso in un mondo fantastico, in un mondo di cartoni animati, un mondo lontano dalla realtà. Però ai nostri figli va anche insegnato che per mangiare ci vogliono gli animali, che gli animali hanno un percorso di vita, che poi ovviamente dalla stalla passano al piatto, con tutto rispetto per chi è vegano e vegetariano, però anche questa filosofia dove oggi l'animale deve essere un qualcosa di intatto, non lo si può assolutamente toccare, e spesso e volentieri gli animali vengono quasi paragonati alle persone. Io questa filosofia non la sposo, anzi facciamo capire ai nostri ragazzi che è fondamentale un'alimentazione corretta, è fondamentale il benessere animale, ma soprattutto è fondamentale capire qual è l'utilità dell'uomo, qual è l'utilità dell'animale e soprattutto quanto è importante mangiare bene all'interno, insomma, della nostra catena alimentare. Ci vediamo dopo. No, aspetta Federico, aspetta. Qui lei sì, per le premiazioni. Dopo... Presidente Nicola che Finco. Allora, approfittiamo che abbiamo il vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto qui con noi per porgli una domanda o comunque un'opinione, che adesso è giusto il tempo di arrivare da lui. Abbiamo parlato molte volte in questa lunga estate di lupi, di predazioni, addirittura pochi giorni fa, alla fine di settembre, c'è stato un incontro di un escursionista, una persona di Gallio, si è trovata davanti 2 lupi che sono usciti dal sottobosco dopo aver sbranato uno dei suoi cani, gli hanno ringhiato contro, lui ha estratto una scacciacani, ha sparato dei colpinari, i lupi sono scappati. C'è però un po' di paura, non è più solo il comparto agricolo che soffre, c'è tutta una situazione che riguarda l'altopiano dei 7 comuni che con il discorso dei lupi è un po' in difficoltà. Volevamo capire, Nicola Finco se ne è occupato già più volte ci ha parlato di questo argomento, volevo capire adesso alla fine della stagione dell'alpeggio qual è la situazione. Le faccio il riassunto, insomma, Ferdinando Garavello in studio ha parlato di qualche episodio, incontri ravvicinati poco piacevoli con i lupi sull'altopiano. Lei anche come vicepresidente del Consiglio se ne è occupato. Qual è la situazione adesso alla fine dell'alpeggio? Cioè riguarda solo il mondo dell'agricoltura o no? No, diciamo che il tema del lupo purtroppo è un tema che sentiamo solamente noi in questa fascia pedemontana, nella fascia montana della nostra regione e nelle altre regioni alpine. Purtroppo quando affrontiamo l'argomento a livello nazionale ci scontriamo con un mondo animale ambientalista che poco o nulla conosce della realtà veneta, della realtà del mondo alpino. Oggi non è a rischio la specie del lupo, ma oggi è a rischio la vita di montagna, la vita di malga, la vita dell'alpeggio, perché ovviamente non si vuole intervenire su questa presenza del grande carnivoro, perché da 10 anni stiamo registrando la presenza di lupi sulle nostre montagne, però mentre qualche anno fa era presente solamente in Lessinia, oggi è presente su tutta la montagna veneta e sta creando enormi problemi. È vero, ci sono gli incentivi, ci sono gli indennizi che vanno a ristorare poi le perdite dei capi nei confronti degli allevatori, però l'allevatore non va in montagna per farsi mangiare la vacca, la bestia, la pecora o quant'altro. La gente vuole solamente poter lavorare in tranquillità. Noi stiamo spingendo a livello nazionale perché venga approvato un piano di contenimento del lupo. Eravamo quasi arrivati ad una mediazione con le altre regioni, però purtroppo abbiamo 3 regioni del Mezzogiorno che si stanno mettendo di traverso e purtroppo il piano può essere approvato solamente se c'è l'unanimità da parte delle regioni. Dopo dobbiamo anche dire che da parte del Ministero dell'Ambiente e anche da parte del Ministero dell'Agricoltura non c'è tutto sto grande interesse, forse perché il lupo non è ancora arrivato a Roma e non è ancora arrivato magari ad azzannare il cagnolino di qualche ministro o di qualche funzionario ministeriale, però noi continueremo la nostra battaglia perché è un dovere, soprattutto nei confronti dei tanti allevatori che ogni anno sfidano la montagna, sfidano le intemperie per portare le bestie in alpeggio, per garantire ovviamente i pascoli, perché se non abbiamo le bestie avanza il bosco e i pascoli spariscono, ma soprattutto per garantire prodotti di qualità, un latte di eccellenza che sta portando insomma il nome del Veneto, dei formaggi della nostra regione in tutto il mondo, e quindi abbiamo il dovere di continuare a lottare per preservare insomma quella che è l'attività di montagna e l'attività di alpeggio. I cinghiali sì sono arrivati in centro a Roma invece. Sì, i cinghiali sono un'altra emergenza, sono arrivati in centro a Roma ma sono molto presenti anche sulle nostre colline. Su questo si sta facendo un altro piano anche in questo caso di abbattimento del cinghiale, questa è una pianificazione che stiamo facendo a livello regionale, ma stiamo pensando anche ad introdurre una filiera sul modello magari della Toscana, perché oggi qual è il problema? Che quando un cacciatore
va a caccia di cinghiali, quando uno prende 1 o 2 cinghiali poi insomma sostanzialmente è a posto per il resto della stagione, quindi non c'è molto un incentivo nell'andare a caccia di cinghiali. Quindi vogliamo creare anche una filiera che porti sia all'abbattimento di questi cinghiali ma anche alla vendita poi dei prodotti e dei derivati, e quindi insomma su questo ci stiamo lavorando assieme alle associazioni di categoria e speriamo nel giro di qualche mese di poter arrivare insomma ad un progetto di legge, ad una filiera corta che permetta proprio di eliminare il cinghiale, se non eliminarlo, contenerlo, e poi ovviamente creare anche una filiera alimentare legata a questo tipo di presenza. Grazie a Nicola Finco, vicepresidente della regione. Possiamo lasciarlo andare, Ferdinando? Sì, lasciamo pure andare Nicola Finco, perché poi immaginiamo che sarà presente anche alla premiazione, quindi eventualmente lo ritroviamo più tardi. Allora Federico, vediamo che nel frattempo alle tue spalle sta arrivando anche Egidio Bergamo, consigliere di Confagricoltura. Visto che abbiamo appena parlato di lupi, lui è un allevatore, lui fa alpeggio sul Monte Grappa e insomma ha delle opinioni anche forti sul problema di lupi. Sentiamo anche la sua opinione in merito. Certo, parlavamo di lupi con Nicola Finco poco fa, tema di attualità anche per lei che insomma in prima fila. Cosa ne pensa? Penso che questo progetto Wolf Alps credo che quanto prima dovrebbe essere rivisto, perché sì, poi ci dicono che appunto dobbiamo condividere questo problema lupo, certo, però anche, come ha detto Nicola Finco, il benessere animale, che lo trovo giusto, però credo che sia giusto tutto il benessere animale, quindi dalle vacche, cavalli, pecore a chi ha il cane, perché ultimamente ci sono anche attacchi a cani privati, domestici diciamo, e sempre di più si avvicinano alle case e adesso stanno addirittura scendendo in pianura. Non è solo un problema economico quindi? No, è un danno economico, morale, affettivo, turistico, naturalistico, insomma, e quant'altro. Parlando della Fiera Franca, insomma, finalmente si torna. Dopo la sospensione finalmente vediamo la gente, sì, ci sono le mascherine, c'è il Green Pass, però c'è la gente nella fiera, esatto. Sì, dopo questa sospensione da Covid finalmente vedo che comunque deve essere una festa, un riscontro sui colleghi di lavoro, una gioia, insomma, è questo che vogliamo portare ai telespettatori a casa, un giorno di festa. Qual è il messaggio per i giovani anche? Ma di credere nelle proprie idee e c'è speranza, c'è tutto, insomma. Abbiamo sentito qualche allevatore che è un po' deluso, un momento difficile, si guadagna poco, si vende poco. Ma su questo è vero, però è anche vero che è sempre stata cosita, quindi secondo me la propria nicchia di lavoro la si ottiene, credere in se stessi, come ho detto prima, si esce da questa crisi economica finanziaria, insomma un po' tutto del settore agroalimentare, agricolo. Tra poco premiano il bue più bello qui, che significato ha questa tradizione? È un bel significato che portiamo avanti le tradizioni e per chi prende appunto il primo premio o chi si classifica al podio è un motivo di confronto e una gioia, insomma. Bene, allora ci vediamo poi per le premiazioni. Va bene, grazie. Grazie, a dopo. Io sono anche molto curioso, che temo di disturbare, Andrea, proviamo, di capire come si sceglie il bue più bello. Proviamo a domandare, vediamo se riusciamo a disturbare. No, io sono veramente curioso da profano. Vediamo. Siamo in diretta, io le rubo solo un secondo, perché da cittadino, ecco, arriva anche Andrea. Un attimo, sì, prego. Finisco con... Sì, scusi, anzi. Sì, grazie. No, certamente non vogliamo assolutamente disturbare, quindi aspettiamo, penso lo portiamo lì, dice Andrea. Va bene, allora adesso fra poco ci spostiamo. Qui siamo vicino proprio al palco. Credo che stiano facendo, sì, le ultime valutazioni abbiano proprio disturbato nel momento clou, però
non molliamo, perché da cittadino, dicevo, la curiosità di capire quali sono i parametri. Ci chiede qui alle 11:30. Ecco, così abbiamo anche dato l'informazione. 11:30, adesso sì, ci sarà la premiazione tra pochi minuti, quindi anche proprio era il momento clou, giustamente siamo a ridosso della premiazione, non potevamo disturbare. Dall'altra parte intanto vedete cominciano ad esserci le bancarelle, abbigliamento, ecco, casomai ci possiamo trovare qui tra poco per un panino. Ferdinando, finita la diretta vi aspettiamo qui. Allora, panino Federico, con la porchetta, birre, musica. Federico, Sì. approfitto di questo attimo di pausa in attesa di conoscere il nome, possiamo dire, del vincitore di questo concorso, per ricordare ai nostri telespettatori che la nostra informazione prosegue poi dopo questa breve edizione straordinaria, ma che vale la pena di raccontare sempre un inizio così importante di una fiera come quella di Bassano. Sappiamo che fra poco ci saranno altre fiere, hanno nominato quella di Arsego, ce ne saranno di molto importanti, però ricordiamo che alle 12:30... Ti riprendo la linea? Sì. Vai Federico. Sì, ti riprendo la linea perché sono proprio, penso, a filo della premiazione. Lei è il presidente della giuria, no? No, io sono il direttore del mercato e sono il segretario della giuria. Perfetto, ci spostiamo un attimo che c'è la musica. Io da cittadino, diciamo così, sono curioso, volevo solo chiedere quali sono i parametri per stabilire qual è il bue più bello. Allora, c'è una scheda di valutazione e abbiamo incaricato 2 allevatori, 2 macellai e 2 veterinari di stilare la loro classifica con i punteggi. C'è una scheda dove vengono valutate la morfologia dell'animale, la tipologia dell'animale, la pulizia, la sanità, e per ogni, diciamo, capacità professionale degli allevatori, dei veterinari e dei macellai in commissione, ognuno valuta dal suo punto di vista l'animale, uno per la resa al macello, uno per la sanità e un altro per come è stato allevato. Interessantissimo, è difficile poi, cioè, diciamo tra quelli di oggi siamo tutti allo stesso livello? Beh, ce ne sono quelli che emergono e si vede. Poi professionalmente loro valutano dal loro punto di vista quale emerge nel suo settore. Quindi ci sono animali che per il veterinario potrebbe essere da premio, mentre ci sono altri animali che lo sono per il macellatore oppure per l'allevatore. Quindi non è così facile valutare un animale. E per i proprietari, per gli allevatori, immagino che sia molto prestigioso arrivare lì sul palco. Per gli allevatori dovrebbe essere molto prestigioso e lo è in ogni caso. Infatti negli anni ci sono state molte discussioni in merito a qual era il migliore. Però l'allevatore lo vede sempre dal punto di vista dell'allevatore, non lo vede quasi mai dal punto di vista del veterinario e qualche volta lo vede dalla parte del macellaio, quindi sono sempre giudizi di parte. Quindi lì bisogna crescere, bisogna migliorare su questo. Secondo me bisogna fare informazione. Quello che bisogna dare diciamo, alla gente comune, al cittadino, informarli su quali sono le cose da valutare. Allora se uno ha l'informazione riesce a dare anche un giudizio. Perfetto, grazie, abbiamo capito molto più di prima. Quanto manca più o meno la premiazione? Adesso tra poco. Di cosa sono gli animali e poi iniziamo la premiazione. Ci vediamo tra poco. Grazie mille. Mi pare di essere stato accontentato nella mia curiosità. Anche la composizione della giuria, quindi interessante anche questo, i macellai, gli allevatori, i veterinari, bello. Andiamo un po' in là, Andrea. Federico, allora, mentre tu ti sposti con Andrea Benetti... Comprare qualcosa, mangiare qualcosa, sì. Federico, mentre tu ti sposti con Andrea Benetti, perché stiamo a vedere poi come andrà la premiazione, due piccoli appunti. Da una parte è interessantissimo anche capire come viene poi valutato
un capo di bestiame per vincere un premio come questo, ma quello che ha detto il tuo ospite è interessantissimo perché ha parlato di informazione. Già il fatto che noi di Rete Veneta siamo in diretta in una sorta di edizione straordinaria dalla prima fiera franca, dalla prima fiera del bestiame che si svolge dopo la pandemia o comunque dopo una fase critica, speriamo di non doverla più vedere con il lockdown che abbiamo già visto della pandemia, vuol dire che un po' di informazione la stiamo facendo, ma noi ci occupiamo quasi quotidianamente dei problemi dell'agricoltura, dei problemi dell'allevamento, delle malghe, dei lupi, quindi è un argomento che ci fa molto piacere seguire, che ci fa piacere anche portare nelle case dei cittadini, ma la cosa più bella è che questa persona non ha parlato di consumatori, che è una parola che è un po' abusata, non so cosa ne pensi anche tu, però fra i consumatori, che sono persone che consumano, e invece i cittadini, che sono persone che vivono nella pienezza del loro territorio, della società, insomma c'è un bel pezzo di strada. Il fatto che si vedano le persone come cittadini e non come consumatori è già un primo passo verso qualcosa di migliore dal punto di vista proprio anche dell'informazione. L'azienda Busato Damiano da Tezze sul Brenta con un animale Blue Bega. Sì, e questo credo valorizzi ancora di più il ruolo di chi è qui ad esporre e anche tutto sommato degli stessi animali, delle stesse bestie, ecco, forse questo termine è corretto. E intanto, e giustamente Ferdinando hai sottolineato il ruolo dell'informazione, è vero, siamo qui, stiamo facendo informazione e le notizie che ci hanno dato sono proprio informazione per il cittadino, non per il consumatore, hai perfettamente ragione. Io so che tu mi invidi perché vorresti essere qui, perché questo è comunque un settore, un tema che ti è caro, e invece ci sono io qua, mi dispiace, poi ti racconterò e ti porterò qualcosa. E credo manchi poco, davvero adesso sta elencando anche proprio quali sono le aziende che sono proprietarie, tra virgolette, degli animali che sono in concorso. Vediamo un po', informazione di servizio: se ci sono i proprietari degli animali qui in zona, che si apprestino qui sul palco per la premiazione. Grazie. Sì, siamo davvero ormai a ridosso della premiazione, ma c'è tanta gente qui curiosa che guarda, magari qualcuno anche se ne intende, addetto ai lavori, chissà. Proviamo a sentire questo signore, sono veramente curioso. Buongiorno, mi scusi, posso chiederle, siamo in diretta, lei è un cittadino curioso o è un addetto ai lavori? Un curioso, no, ma Che effetto le fa? è bello vedere. È bello anche tornare finalmente alla fiera. Sono anni che io vengo sempre a visitare la fiera così. Bello. Sono belle queste bestie, cioè, secondo lei? Dire la verità, gli altri anni mi sembra che erano più belle. Erano più grosse, più... Però bisogna ripartire quindi in qualche modo, e quindi va bene così. Però sì. Di dov'è lei? Io sono di Bassano. Grazie. Buongiorno. Ecco, bellissimo anche sapere chi è qui a guardare, chi sono le persone che si fermano a guardare questi animali, non addetti ai lavori, ma cittadini curiosi, per esempio, ma guardate che è tanta la gente qui che sta guardando e che si sta avvicinando al palco per capire chi vincerà. Ecco, adesso vedete il signore che ha parlato con noi, sta discutendo con altri, stanno guardando gli animali, li misurano così con gli occhi, è veramente piacevole, veramente piacevole. Ferdinando, qui fra poco dovrebbe iniziare, si stanno avvicinando anche gli altri proprietari, gli allevatori, diciamo i proprietari, ci sono altri giornalisti, quindi insomma un po' di curiosità sicuramente questo concorso l'ha accesa. C'è chi sta rimandando il panino o l'ombra per seguire la premiazione. No, mi sa che manca ancora un po'. Allora Federico, nel mentre che magari tu dai un'occhiata per vedere se ci sono altri ospiti, noi facciamo vedere, abbiamo una trentina di secondi di un video che ci arriva da un nostro amico che con i droni ha sorvolato la manifestazione. Lo facciamo vedere mentre magari tu recuperi. Ci pareva di aver visto qualcuno
dell'amministrazione comunale. Ci pareva di aver visto forse il vice sindaco Marin fra le varie persone, però non ne siamo molto certi, è stato un passaggio veloce. Allora, mentre Federico Fusetti recupera qualche altro ospite, vediamo questo bel video che ci arriva dal nostro amico Fulvio Bicego della fiera di Fiera Franca di Bassano. Sì, effettivamente forse qualche anno fa c'era molta più gente, c'era molta più affluenza, ma è normale in questi periodi che ci voglia un po' per ripartire. Sono comunque belle immagini che ci danno l'idea di qualcosa che ricomincia, di un mondo che si rimette finalmente in moto. Non è solo il mondo del divertimento, è anche una parte della nostra economia. Vediamo se c'è qualche altro video interessante fra quelli che ci ha mandato proprio al volo. Ecco qua, vediamo anche questo del nostro amico Fulvio, che quando c'è qualcosa a Bassano ci manda sempre. Vedete la parte dell'esposizione con il bestiame, un lampione passato proprio a pelo, come si suol dire. L'esposizione alla fine non è grandissima, però è quello che vogliamo ricordarvi, il motivo per cui siamo anche qui in questa sorta di edizione straordinaria è che da qualche parte bisogna pur ripartire, e questo è un bel modo per ripartire. Effettivamente di persone a ben guardare, a ben vedere ce ne sono parecchie. Immaginate gli anni scorsi, quando quella parte della strada in cui si svolge la fiera, che una volta invece si svolgeva in altre parti più vicino al centro, era completamente piena di animali, di mediatori, di persone, di compratori, di venditori, di allevatori, di esperti, addetti ai lavori, che andavano a vedere un momento indispensabile, imprescindibile. La Fiera Franca non è franca ormai da qualche tempo. Ricordiamo che l'aggettivo franca si collega al fatto che non si pagavano dazi in alcune di queste fiere. C'erano delle concessioni molto importanti per l'esenzione dal pagamento dei dazi, e chi era Fiera Franca una volta tiene tantissimo. Vediamo che infatti c'era il vice sindaco, forse sta salendo sul palco per i saluti. Poi Federico magari lo sentiamo quando scende. Lasciamo parola a Federico Fusetti, che ci racconta cosa sta accadendo adesso. Sì, sono stati chiamati gli allevatori e chi deve premiare. In effetti c'è Roberto Marin, vice sindaco di Bassano. Poi quando scende dal palco chiediamo anche a lui un po' l'emozione di ripartire con questa Fiera Franca. Adesso immagino che vengano chiamati proprio gli allevatori e viene fatta la classifica. Poi cerchiamo anche di capire qual è l'animale, la bestia che ha vinto, che poi ce l'andiamo a vedere da vicino. Sentiamo un po'. Un po' per il clima che proprio in questi giorni non ci ha dato proprio una mano. Comunque ci siamo riusciti. Veniamo anche da un anno che non l'abbiamo fatto l'anno scorso, e quindi non bisogna mai trascurare le tradizioni per non dimenticarsi di come funziona e di come va anche il mondo agricolo, che è il principale motore di tutta la nostra società. Allora, do la parola alle autorità intervenute, e per prima di tutti lo do al Presidente della Commissione, anche assessore dell'amministrazione comunale, Vice Sindaco Marin. Buongiorno a tutti, intanto benvenuti. Nonostante le avversità che elencava prima il nostro caro Tramonte, siamo qui finalmente a riconfermare una tradizione. Allora, per noi bassanesi, almeno quando vedevamo il cartello Fiera Franca d'autunno, era un segnale di richiamo, di ritrovarci. Sono stato accompagnato da bambino, ho portato le mie 4 figlie, molto probabilmente spero da nonno poter portare i miei nipotini qui, perché le tradizioni fanno parte del nostro essere bassanesi, del nostro essere veneti. E da questo punto di vista molto probabilmente queste tradizioni bisogna riconfermarle e magari, grazie all'aiuto dei rappresentanti di categoria, qui riqualificare questa ipotesi. Ci troviamo dopo un anno di stand-by,
e quindi con tutti i problemi annessi e connessi, ma siamo qui con forte presenza. Spero in qualche maniera di poter, come amministrazione in collaborazione con le categorie interessate, rilanciare questa tradizione, perché resti segnale chiaro delle nostre radici, perché il futuro si costruisce anche dalla storia delle nostre radici, e da questo punto di vista non posso che fare un plauso per chi ha partecipato e per chi ha organizzato, con tante difficoltà, ma sono sicuro che la buona volontà premia e premierà anche nel futuro questa manifestazione. Non mi resta che a questo punto procedere per la premiazione. Grazie mille a tutti. Ringrazio l'assessore e adesso do la parola a Nicola Finco, vicepresidente del Consiglio regionale. Grazie Giacinto, buongiorno a tutti voi. Ovviamente da bassanese non potevo mancare a questo evento, che è un evento, come diceva bene prima il vice sindaco, uno degli eventi caratterizzanti, insomma, della nostra città, della nostra storia. Io colgo l'occasione, ovviamente condivido quanto ha detto il vice sindaco, condivido solamente dei ringraziamenti nei confronti di coloro che si sono adoperati per realizzare questa manifestazione, perché non è stato assolutamente facile in un periodo come quello che stiamo vivendo, ma la tenacia, la volontà anche di tornare alla normalità, no? Alle nostre abitudini, alla nostra storia, alle nostre azioni quotidiane ha permesso, insomma, di ripartire da questa fiera franca, e speriamo, insomma, di iniziare anche a programmare il futuro di questa fiera, perché è una fiera che ha una lunga storia, una fiera che sicuramente aveva un senso una volta con lo scambio del bestiame, con l'acquisto di bestiame, ma oggi, insomma, bisogna pensare a quella che è l'agricoltura di oggi, alle innovazioni che ci sono in agricoltura, al grande lavoro che è stato fatto dai nostri agricoltori nel corso degli anni. Qui oggi siamo sotto un gazebo di Coldiretti e sappiamo benissimo qual è l'impegno per far capire l'importanza del cibo di qualità, per far capire qual è oggi la filiera agroalimentare italiana, ma soprattutto quali sono le sfide del futuro. Noi come Regione del Veneto in questi anni abbiamo fatto un grande lavoro, stiamo continuando a lavorare anche attraverso la nuova programmazione comunitaria che partirà a breve, proprio perché vogliamo salvare quella che è un'identità, e l'identità agricola è uno dei valori principali che caratterizzano l'economia della nostra regione. Fortunatamente abbiamo, insomma, tanti giovani ragazzi che si stanno avvicinando a questo mondo, qualcuno anche, e vedo qui presente, ha iniziato anche a portare avanti la tradizione dell'alpeggio, quindi dell'attività di maga, che sembrava un qualcosa, insomma, destinato a scomparire, quindi la volontà c'è, e soprattutto le nuove generazioni ci stanno chiedendo di continuare ad investire in maniera intelligente, quindi sono sicuro, insomma, che tradizioni come queste avranno sicuramente una lunga storia ancora davanti. Grazie ancora e buona fiera e buona giornata a tutti. Ringrazio per l'intervento e passo la parola a Guderzo Pietro, che è presidente fondamentale della Coldiretti di Bassano. Grazie mille, buongiorno a tutti, volevo ringraziare il Comune di Bassano, i servizi veterinari e tutti gli ospiti presenti. Solo prendo al balzo le parole di Nicola, perché volevo sottolineare il ruolo che ha l'agricoltura nel nostro territorio. Dove c'è agricoltura c'è tutela dell'ambiente. È importante che i nostri agricoltori sopravvivano anche nelle zone più difficili come la collina e la montagna, perché solo così possiamo dare un bene comune a tutta la comunità. Dove c'è l'agricoltura abbiamo meno problemi di dissesto idrogeologico, e questo non dobbiamo dimenticarlo. Inoltre volevo ricordare che i due capisaldi, soprattutto per quel che riguarda il settore zootecnico, sono la sostenibilità ambientale e il benessere animale. È già da qualche anno che se ne parla e volevo davvero ringraziare i nostri allevatori perché hanno gettato il cuore davanti all'ostacolo. Non è facile rinnovare le strutture aziendali, non è facile costruire stalle nuove, nonostante un periodo anche particolarmente difficile, e davvero va il mio più grosso ringraziamento perché ci stanno mettendo l'anima affinché appunto si abbiano delle produzioni di qualità. E da questo punto bisogna partire, anche perché i nostri agricoltori meritano senz'altro una valorizzazione del prodotto maggiore. Grazie mille a tutti e buon proseguimento. Grazie anche al Presidente.
conoscere la lista o almeno il vincitore di questa giornata così importante, noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria con la regia di Alessandro Costacurta e Renzo Rigon, ma torniamo fra pochissimo per vedere come va a finire, quindi state con noi. E alle 12:30 c'è anche Luca Zaia. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta dalla Fiera Franca di Bassano del Grappa. Mi sa che riusciamo anche a sentire 5 con 132 punti ed è di proprietà di Tommasi Chiara, categoria A, vitelloni maschi interi con denti da latte. Tommasi Chiara viene premiata, anzi il figlio viene premiato dal vice sindaco di Bassano. Ecco, con questo noi abbiamo concluso le premiazioni, anche se un po' ristrette, purtroppo la situazione Covid eccetera ci ha costretto a rinunciare secondo me a alcune presenze qui come allevatori. Lascio la parola di quindi il Bue Grasso 2021 è vostro. Sì. Che emozione, anche un po' penso di orgoglio. Sì, io è la prima volta che partecipavo e è andato bene, sono contento sia per me che per la mia famiglia e ci riproviamo anche l'anno prossimo. Che cosa ha di caratteristiche? Perché è stato premiato? Cioè, secondo lei che è il proprietario, perché è così bello il suo Bue? Perché è una morfologia a sé, è stata studiata e tutto quanto e abbiamo rischiato, provato e è andata bene. Basta. Quanti ne avete? 30 capi. Tanti, sono pochi. Io vengo dalla città, non so niente. No, io ho 30 capi e più abbiamo la macelleria, quindi le vendiamo tutte a produzione propria. Qual è il suo? Così andiamo Gli ultimi due, il 5 e il 4. Bene. Quello bianco e quello nero. Andiamo a vederli. Complimenti. Grazie mille. Grazie, buona giornata. Altrettanto. Ecco. Questo era proprio il vincitore assoluto, quindi non so se avete sentito tutto, ma c'erano delle categorie con i vitelli, i vitelloni, denti da latte, l'età, cioè veramente interessantissime le caratteristiche. La premiazione è finita in questo momento. Io direi che possiamo magari sentire il vice sindaco e poi andiamo a vedere qui sul palco un attimo che facciamo la foto di gruppo. Sì, mi pare giusto. Il gruppo dei premiati, poi andiamo a vedere quali sono però e qual è il Bue Grasso 2021. Allora merita. Federico, erano nel 5 frattempo in concorso, diciamo, complessivamente. Nel frattempo, sì, dimmi, Ferdinando. Nel frattempo che fanno le foto di rito, che chiudiamo questa parte dell'iniziativa, qualcuno dei nostri telespettatori ha bacchettato anche noi, perché semplicemente prima abbiamo parlato genericamente di vacche, mucche, ovviamente quelli che stavamo vedendo non erano solo vacche, mucche o chiamatele come preferite, c'era di tutto in mezzo, c'era il toro, c'era il manzo, c'era il vitellone, perché ogni categoria, ogni età di questi capi di bestiame ha il suo nome ben preciso. Ci hanno fatto notare che ovviamente quella non era una vacca, era un'altra cosa. Noi ci scusiamo, ma è importante sapere, conoscere i nomi delle cose. Anche noi giornalisti dobbiamo seguire, anche quando ci avviciniamo a un tema come quello dell'agricoltura, che vive di tradizioni, vive anche però di regole ben precise. Questo vocabolario, quindi Federico, siamo stati bacchettati e studieremo un po' di più per la prossima volta. Vediamo adesso questa parte della premiazione, poi avremo qualcuno di sicuro a microfono. Noi ricordo ai nostri telespettatori, approfittiamo di questo momento, che alle 12:30 c'è la conferenza stampa di Luca Zaia. Fra poco saremo collegati invece con la nostra redazione padovana, perché c'è stato un nubifragio sulla provincia ieri che ha creato davvero tantissimi problemi, soprattutto nella cintura urbana di Padova, Abano e Montegrotto sott'acqua. Abbiamo delle immagini anche impressionanti di sottopassi allagati, di macchine sommerse dall'acqua e dal fango, quindi ne parleremo fra pochissimo. Immaginiamo che le foto di rito siano ormai arrivate alla fine. Cediamo nuovamente la parola a Federico.
Sì, eccomi qui, inquadrato ancora il palco. No, manca un allevatore, ecco perché ancora non hanno fatto la foto, sono andati a chiamarlo. Intanto vi dico che io sono anche contento di essere bacchettato perché voglio imparare, voglio conoscere meglio le cose, quindi da questo punto di vista non sono certo permaloso. Di sicuro c'è da dire che anzi mi fa piacere che ci siano telespettatori competenti che ci aiutano, cioè il rapporto con i telespettatori penso sia anche questo, chiedere aiuto a loro, come in questo caso, ci danno una mano, ci suggeriscono, dopo sta a noi ovviamente studiare e informarci meglio, però insomma credo che siano errori anche comprensibili, non ce ne vorrà nessuno, ma nello stesso tempo ci inducono a migliorare e a conoscere sempre di più la materia che seguiamo. Però insomma bel rapporto con i telespettatori, mi piace questa cosa, mentre adesso sentiamo il vice sindaco che verrà giù dal palco e poi andiamo a vedere vice sindaco, l'aspettiamo qui, salti giù dal palco che sentiamo un po'. Dimmi Ferdinando. Andiamo magari a vedere il Bue Grasso 2021 di Bassano col vice sindaco, facciamoci accompagnare da lui, visto che mi pare di aver capito che fosse presidente comunque. Ah, ecco. Allora, no, dobbiamo andare insieme al vice sindaco a vedere il Bue Grasso 2021. Quindi andiamo insieme, facciamo strada ad Andrea. Mi stava dicendo? 105 anni che non piove. È tradizione che alla Fiera Franca non piove. 105 anni, mi hanno appena detto gli organizzatori. Quindi dopo aver... Andati? Quindi dopo aver sospeso per il Covid si è ripartiti con la tradizione completa, compresa la non pioggia. La non pioggia. Venga che vediamo qui il Bue Grasso 2021 che dovrebbe essere proprio questo, perché gli ultimi due erano, insomma, impressionante. Lei se ne intende? Non tanto, no, non ho conoscenza e merito. Vale però la pena sottolineare che abbiamo visto dal palco che si propongono le nuove generazioni a portare avanti l'agricoltura, che comunque è un settore primario, che comunque è un settore importante nella nostra città e nella nostra regione, e quindi vale la pena valorizzare anche in qualche maniera la forza di volontà, l'impegno e in qualche maniera anche la voglia di innovazione dei giovani che portano anche in questo settore. E va sicuramente in questo senso la necessità da parte dell'amministrazione comunale per le sue competenze, ma di tutte, dal punto di vista la regione e quindi l'amministrazione centrale, di porre anche attenzione e risorse rispetto a questo settore. Il tema che si accennava prima della sostenibilità e comunque della cura animale è importante, e lo dimostra proprio il fatto di queste nuove generazioni che investono da questo punto di vista. Quindi l'imprenditoria agricola da questo punto di vista qua va valorizzata. Ecco, lei ha usato una parola chiave più volte, giovani, ne abbiamo visti tanti, abbiamo visto però anche famiglie, bambini che sono venuti alla Fiera Franca, quindi è significativo. Direi che purtroppo la situazione straordinaria che ha imposto il fermo l'anno scorso in qualche maniera penalizza la ripartenza. La forza di volontà però è stata dimostrata, e anche è stata dimostrata l'impegno e la partecipazione, speriamo sicuramente una partecipazione valorizzata. Io ci venevo da bambino, ho portato le mie 4 figlie, spero di poter venire da nonno ad accompagnare le mie nipoti, magari in una forma diversa, magari rivalorizzata e rivalutata, anche magari valorizzando proprio l'impegno di queste nuove generazioni che ci mettono tanto amore e secondo me tanta anche qualità nel lavoro che stanno svolgendo. Grazie vice sindaco Roberto Marin, c'era proprio voglia di ripartire qui. Andrea, io resto qui fermo, penso che sto salutando lo studio perché siamo in chiusura. Grazie ancora, grazie. Buon lavoro. Direi che con il Bue Grasso 2021 possiamo restituire la linea allo studio, ci siamo davvero divertiti, interessante, bello, e insomma speriamo di aver fatto compagnia anche ai nostri telespettatori. Ferdinando, a te. Federico, noi ti ringraziamo per questa diretta condotta in modo davvero magistrale. Come dicevamo, è sempre un invito a fare meglio, a conoscere, ad approfondire temi che erano una volta nella prima pagina dell'agenda del Veneto, e adesso insomma
a causa di tanti motivi rischiano di finire invece in fondo alla lista delle cose da fare. Il settore primario deve restare tale, è tale per nome ma anche per importanza. Parlarne qui in una sorta di edizione straordinaria del nostro Focus TG è un modo per iniziare a riparlarne. Noi ci siamo sempre, noi abbiamo seguito l'estate dell'alpeggio, abbiamo seguito le transumanze, stiamo parlando se non quotidianamente ma quasi con allevatori, agricoltori, con chi lavora nel settore agricolo, cerchiamo di dipanare questa matassa per quanto riguarda i problemi creati dal meteo, i problemi legati dai prezzi, i problemi legati dall'economia, dal mercato, cerchiamo di portarlo a voi telespettatori e insomma il fatto che molte persone ci abbiano scritto questa mattina durante la diretta dalla Fiera Franca di Bassano del Grappa è motivo di conferma di quanto vi stiamo dicendo. Adesso noi ringraziamo i nostri colleghi Federico Fusetti e Andrea Benetti che hanno trascorso un'ora in compagnia di tanti bassanesi, ma non solo, perché abbiamo visto tanta gente arrivare da tutto il territorio, dalla Pedemontana ma anche dall'Alta Padovana e da molte zone del Veneto. Per questa prima Fiera Franca ce ne saranno altre. Ve le racconteremo, ci andremo, vi intervisteremo le persone, i politici, gli addetti ai lavori, gli allevatori, l'uomo della strada, per capire come sta cambiando questo nostro Veneto anche nel suo atteggiamento verso queste manifestazioni che, se non vengono fatte, se non vengono organizzate, rischiano di finire nel dimenticatoio come un retaggio del Medioevo e poi, una volta che non si fanno più tanti saluti, abbiamo perso un pezzo della nostra storia. Allora adesso cambiamo, voltiamo pagina in modo definitivo, cominciamo a parlare del maltempo. Invitiamo i nostri colleghi di Padova a contattarci quanto prima per fare il punto della situazione. Noi abbiamo già qualche immagine da poter vedere, sappiamo che Chiara Gaiani crediamo di vedere che sia nella zona termale, ma ce lo dirà lei perché ci colleghiamo immediatamente con Chiara. Buongiorno. Sì, buongiorno Ferdinando e buongiorno a tutti i telespettatori. Ci troviamo per l'esattezza in via Flacco ad Abano Terme, la via che è stata più colpita, duramente colpita ieri pomeriggio 16-18 più o meno, una vera e propria bomba d'acqua, 120-125 millimetri caduti in 2 ore. Il sindaco di Abano, Federico Barbierato, ci ha detto, come ce l'hanno detto un po' tutti qui, mai vista una cosa simile. Ecco, con il collega Federico Cibotto la stiamo percorrendo man mano, ci sono anche più in là i vigili del fuoco che sono in azione in questo momento. Noi abbiamo raccolto le voci di molti negozianti, ma anche addirittura, pensate, di un turista siciliano. Il problema in questo momento sono i parcheggi sotterranei, i garage, gli scantinati. L'acqua in realtà è corsa lungo questa strada, via Flacco, ecco, ve la facciamo vedere grazie appunto al collega Federico Cibotto, come un fiume si è trasformata questa strada in un fiume, perché è una strada in leggera pendenza, è entrata appunto come un fiume all'interno dei negozi. Chi aveva 2 entrate diverse si è trovato di fatto circondato dall'acqua che gli entrava sia dalla porta, diciamo, d'ingresso sia dalla porta di servizio, quella anteriore. Di fatto è stata una lotta contro qualcosa contro cui è possibile lottare, perché sappiamo davvero come l'acqua sia un nemico molto infido. Vi dicevamo degli alberghi, molti appunto hanno i parcheggi interrati che sono pieni d'acqua. Questo turista ci ha raccontato: io devo tornare a Taormina, un turista siciliano, la mia macchina non so quando potrò riaverla, non l'ho ancora vista, non so in che condizioni sia. Ecco, quindi davvero una situazione di emergenza, quella che ha vissuto Abano e che sta vivendo ancora in queste ore. Ferdinando. Chiara, noi mentre tu parlavi abbiamo già mandato in onda uno spezzone di un video di un sottopassaggio a Giarre, immaginiamo, lo facciamo rivedere perché ci pare che siano i pompieri, i vigili del fuoco che si immergono per valutare che nelle macchine bloccate nel sottopasso, quindi immaginate quanta acqua c'era in quel sottopasso, non ci fosse nessuno, tra l'altro in parte crollato. Riesci ad aggiornarci anche su questo mentre facciamo vedere il video? Sì, il sottopasso nel frattempo in mattinata ovviamente
finalmente è stato liberato. Che cosa è accaduto però lì? Che un anziano si era rifugiato perché c'è stato un momento in cui, oltre alla violenta pioggia, è caduta della grandine. Questo anziano, per evitare che la sua auto fosse danneggiata, ha pensato di rifugiarsi proprio in quel sottopasso. Nel giro di pochissimo, sappiamo che accade così nei sottopassi, l'acqua gli è entrata addirittura nell'abitacolo, l'anziano non sapeva nuotare. A quel punto c'è stata la provvidenza che ci ha messo una mano, lui è riuscito a chiedere aiuto, è arrivato un agente della polizia locale di Abano, di cui sappiamo il nome, Simone, che si è tuffato in questo fiume d'acqua che nel frattempo si era formato e ha estratto l'anziano dal veicolo e lo ha portato in salvo. Ecco, poteva andare davvero molto peggio, ci sono state ore di grandi tensioni. Il sindaco ci raccontava che tutta la viabilità ha avuto varie criticità, quella è stata sicuramente la peggiore, ma anche la strada Aponense, sappiamo che è una strada, strada Romana, sappiamo che è una strada molto importante per Abano, a un certo punto è stata chiusa perché degli alberi si erano abbattuti. La signora di una pizzeria, vi faremo vedere la sua testimonianza ovviamente nei TG di questa sera, ci ha detto: io e mia figlia, capito quello che stava accadendo, col cuore in gola ci siamo messe in auto, ma c'era un diluvio universale, abbiamo avuto tantissima paura, siamo arrivate sane e salve per un miracolo, proprio per cercare di mettere al riparo più beni possibili. Davvero una situazione drammatica che quando accade a chi tocca di fatto ti porta via tutto. Abbiamo visto veramente delle persone ferite nel profondo, persone che si stavano risollevando, perché devo dire che siamo entrati in qualche albergo, c'è turismo, le persone hanno voglia di tornare, questa è davvero una cittadina molto bella, questo è anche un periodo bello per venire ad Abano Terme, ci speravano dopo il Covid, dopo i lockdown, questa davvero non ci voleva. Chiara, allora a questo punto noi ti ringraziamo di questo collegamento perché la pubblicità incombe, abbiamo anche Luca Zai alle 12:30. Se ci sono altre informazioni o altri video importanti da mandare dalla zona termale, dalla cintura di Padova, sappiamo che comunque anche Padova ha pagato il suo tributo a questa ondata di maltempo, ci colleghiamo e ne parliamo. Intanto grazie a te e al collega Federico Cibotto per questo collegamento, buon lavoro. Grazie a voi. Noi torniamo in studio, ma solo per lanciare la pubblicità. Voi state con noi perché torniamo fra pochissimo alle 12:30. C'è Luca Zai e dobbiamo ancora collegarci con Vicenza. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in onda anche oggi in diretta per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo aperto la nostra informazione con una lunga diretta in edizione quasi straordinaria dalla Fiera Franca di Bassano del Grappa. Un modo per ripartire, un modo per far vedere anche come riparte il settore primario, il settore agricolo, il settore dell'allevamento che sta già guardando avanti. Infatti prova ne sia che fra i premiati c'erano molti giovani, molti ragazzi che hanno preso il testimone dalle loro famiglie, quindi è un modo anche questo per ripartire, per guardare avanti, una metafora di quello che stiamo vivendo in questo momento. Adesso lasciamo da parte il bestiame, lasciamo da parte l'agricoltura e andiamo in pieno centro storico a Vicenza, città che comunque di agricoltura si intende perché è circondata da un territorio ricco e vivace, però per noi lì c'è Gabriella Basso che ci aggiorna sulle novità di giornata. Buongiorno Gabriella. Buongiorno a te Ferdinando e telespettatori di Rete Veneta. Noi oggi c'è tanta carne al fuoco qui a Vicenza, ma io volevo aggiornarvi sulla questione del Green Pass, perché c'è questo assalto appunto alle farmacie che vi confermo, perché effettivamente abbiamo sentito vari farmacisti ci dicono che proprio in vista del 15 di ottobre, che è la data diciamo simbolo quindi dell'obbligatorietà del Green Pass in tutti i luoghi di lavoro, c'è stato proprio l'assalto alle farmacie con persone che tendono addirittura a prenotarlo da qui al 31 di dicembre per esempio, quindi agende piene, oppure diciamo che i giorni che sono preferibilmente scelti sono lunedì, martedì e mercoledì per esempio, cioè, insomma, oppure anche il venerdì per il lunedì successivo. Molti sono proprio legati al posto di lavoro, cioè all'ingresso al lavoro, quindi ci spiegavano anche una farmacista che questo sta a significare che
alla fine questa obbligatorietà indotta attraverso il Green Pass a farsi il vaccino non ha attecchito così molto, possiamo dire. L'altra questione del Green Pass invece ce la offre il sindacato, che oggi ha avuto un incontro in prefettura, perché dice questo Green Pass, che è stato usato come tra virgolette arma per far sì che la gente vada a vaccinarsi, di fatto può rischiare di diventare uno strumento invece a favore dei lavoratori. Perché potrebbe essere usato da molti lavoratori quasi come forma di disobbedienza civile nei confronti dell'obbligatorietà dello stesso, e quindi magari non presentarsi al lavoro oppure arrivare al lavoro e dire non ho il Green Pass e quindi rimanere a casa, perché come dice il decreto di fatto sì, è vero che è una giornata di lavoro di assenza non giustificata, ma che non comporta la perdita del posto di lavoro se non dello stipendio di quel giorno, e che potrebbe diventare una modalità utilizzata in tanti settori dove c'è uno zoccolo duro, ci parlava il sindacato di un 15-20% di zoccolo duro un po' in tutti i lavori in maniera trasversale, cioè dalle figure apicali del pubblico o del privato all'ultimo lavoratore di un'azienda o di una struttura o di un ente pubblico. Parliamo per esempio del comune, uffici come per dire l'ufficio anagrafe, cose così. Gabriella, allora, intanto molto interessante questa ricaduta, perché ce ne stiamo occupando anche con altre redazioni delle nostre emittenti, perché è un tema, quello del Green Pass, sì, davvero importante, davvero molto sentito. Sentiremo fra una decina di minuti che cosa ci dirà anche Luca Zaia su questo argomento, perché immaginiamo che a poco più di una settimana dall'avvio di questa rivoluzione copernicana per quanto riguarda il mondo del lavoro, qualcosa il Presidente voglia anche dire. Prima di lasciarti andare ti chiedo, perché la pubblicità incombe, se abbiamo anche già qualche notizia di cronaca in arrivo. No, di cronaca al momento non abbiamo nulla, però una cosa interessante che ti posso dire, un po' più leggera se vuoi, è il fatto che sai che Vicenza Capitale della Cultura 2024, questa candidatura ormai siamo agli sgoccioli per sapere se sarà veramente Vicenza oppure meno, di fatto amplia lo spettro, diciamo, della sua attività, della sua candidatura, firmando un protocollo d'intesa con alcuni comuni dell'immediato circondario di Vicenza per fare una Vicenza Capitale della Cultura 2024 diffusa, possiamo definire così. Molto interessante, molto bene, ne parleremo di sicuro nei nostri telegiornali, quindi invitiamo i telespettatori a vedere il TG Vicenza per quello che non è ancora stato detto, per quello che accadrà e per gli approfondimenti di quello che abbiamo detto finora. Gabriella, grazie, buona giornata. Buona giornata a voi, buon lavoro. Torniamo in studio, ma solo per lanciare la pubblicità, quindi state con noi, torniamo fra pochissimo alle 12:30, arriva anche Luca Zaia. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG, siamo anche oggi in onda in diretta per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Allora, noi siamo già pronti a collegarci con la sede della Protezione Civile di Marghera per vedere la conferenza stampa di Luca Zaia, che dovrebbe arrivare fra qualche istante. Prima però facciamo un po' un rapido riassunto di quello che è successo nel pomeriggio di ieri nella cintura urbana di Padova, nella zona termale, con un violento acquazzone. Acquazzone è riduttivo, un nubifragio da 120-150 pare millimetri di pioggia in poche ore, sono quantitativi che insomma non si erano mai visti, pare che abbiano un punto di ritorno di 1000 anni addirittura secondo alcuni addetti ai lavori, poi stasera ne parliamo nei nostri TG, però vediamo i danni che sono stati fatti. Questa è la situazione poco dopo le 17 al Parco delle Farfalle, in zona Mortise a Padova. Un violento acquazzone si è battuto nel pomeriggio in tutta la provincia. Bombe d'acqua localizzate con grandinate che hanno interessato varie zone e quartieri, soprattutto della città. In pochi minuti sono caduti oltre 85 mm di pioggia, 35-40 solo nella zona sud-ovest e nel centro. Non è andata meglio a Ponte di Brenta, dove tra via Micca e via delle Ceramiche una signora rimasta intrappolata nella sua auto nel mezzo di un fiume d'acqua è stata soccorsa dagli agenti di una volante della polizia. Altre 2 auto sono state aiutate a uscire in via Ferrero. Strade come fiumi d'acqua anche a Cadoneghe. Allagamenti si registrano anche nei comuni della cintura, tra questi Vigo d'Arzere.
Questa era la situazione nel Padovano, poi stasera ne avremo altre informazioni molto importanti, perché sappiamo che insomma, l'acqua ha lasciato gravi danni, la conta dei danni è ancora in corso, in attesa di poter andare dal governatore Luca Zaia. Vediamo i dati che ci arrivano dall'azienda Zero della Regione del Veneto, però attenzione, perché come sempre vi diciamo, questi non sono i dati aggiornati alle ultime ore, perché quelli aggiornati li fornisce il presidente Luca Zaia. E vediamo invece gli ultimi disponibili: 416 nuovi positivi, 10.201 attualmente positivi, in calo drastico, verticale il numero degli attualmente positivi in Veneto, cosa importante, perché sappiamo che è importante scendere sotto le 10.000 unità quanto prima. Sono 471.255 le persone risultate positive dall'inizio dell'emergenza coronavirus, sono 449.000 le persone che si sono negativizzate nel frattempo, sono purtroppo 11.786 quelli che hanno perso la vita a causa del coronavirus. Vediamo com'era la situazione della sanità quando al momento di questo bollettino. 44 ricoverati in area non critica e scusate, 201 ricoverati in area critica, 44 in terapia intensiva. Ma usciamo da questa tabella, perché probabilmente è arrivato il governatore. Diamo un'occhiata se c'è Luca Zaia, anzi cerchiamo di passare immediatamente la linea al governatore, tempo tecnico di collegarci, e dovremo essere in linea con Luca Zaia. Vi passiamo. Sì, molto bella. Quindi anche dimensioni più contenute rispetto. Qua ci siamo. Ciao Alda. Ci siamo tutti, allora io darei inizio, sono le 30:29, ma siamo alle 30. Darei inizio. Intanto buongiorno a tutti, grazie per essere presenti, buongiorno. E quindi darei inizio alla conferenza stampa. Abbiamo ritenuto utile fare la convocazione oggi, insomma, mediamente cerchiamo di fare 1-2 punti stampa alla settimana su Covid, su aggiornamenti e diverse attività che stiamo facendo, sempre relative alla sanità. Oggi peraltro c'è anche un'azione benefica della quale poi vi vorrei parlare, una cosa un po' particolare, però insomma senza infrangere le leggi cerchiamo di dare una mano a un'associazione. Allora, i test rapidi sono 7.598.795. I test molecolari, quindi i tamponi molecolari, sono 6.801.044. In totale sono 14.399.000, 14.399.835, quindi sono 14.400.000, in questo istante saranno già passati, anche superati, 14.400.000 tamponi fatti ad oggi dal 21 febbraio 2020. Positivi nelle ultime 24 ore sono 349. Quindi sono una cinquantina per provincia. Vedete che questo numero è abbastanza stabile e lo possiamo dire alla luce del fatto che i nostri 50.000 mediamente tamponi al giorno li facciamo, sono 49.880 tamponi, 349 positivi, ovvero un'incidenza di positivi sui 49.880 tamponi dello 0,70%. Come vedete ancora in decrescita, quindi ancora in calo, e questo insomma ci fa ben sperare. I positivi dall'inizio dell'infezione dal 21 febbraio 2020 sono 471.604. Se pensate, sono città venete intere queste. I positivi ad oggi in isolamento ovviamente continuano a calare e sono 9.818. Vi ricordo che in questa ondata, nell'infezione diciamo di fine estate,
noi abbiamo di fatto toccato la punta di quasi 14.000, ma non ci siamo arrivati. Oggi sono 9.818. Ovviamente se non vengono rimpinguati da nuovi contagiati calano vorticosamente, perché la quarantena per il vaccinato ad esempio è di 7 giorni e 10 per, se non ricordo male, è 10 per chi non è vaccinato la quarantena. No, 10 giorni, chi non è vaccinato, Sì, 7 per sì, vabbè, perfetto, ricordavo bene. Allora 10 giorni mediamente di quarantena per il non vaccinato e 7 per il vaccinato. Ospedale, 250 ricoverati, più 5. E dove sono questi ricoverati? Sono 207 in area non critica, più 6. Quindi fondamentalmente sono questi 6, perché nelle terapie intensive si cala adesso e si va a 43, meno 1. Anche qui è evidente il calo delle terapie intensive e fondamentalmente abbiamo 250 pazienti, siamo almeno un centinaio di meno rispetto alla punta massima toccata in questa ondata. Le terapie intensive non Covid sono 3,44, quindi a conferma ancora sempre del bel lavoro che stanno facendo i nostri sanitari nei 68 ospedali del Veneto. Totale dei decessi resta invariato, 11.786, che è un numero importante. Ricordo che noi siamo l'8ª regione in Italia per mortalità, purtroppo, e siamo quella che ha avuto meno morti tra le più colpite. E quindi, nel senso che le più colpite le conoscete anche voi, insomma, è stato martoriato il nord Italia e il risultato, insomma, purtroppo è questo di 11.786 persone che sono morte. I dimessi sono 23.433, che dei 470.000 contagiati ufficiali solo 23.000 sono andati in ospedale. Punto della situazione. Tanto restiamo in zona bianca. Restiamo in zona bianca, fra l'altro con dei parametri, grazie, con dei parametri importanti, 0,79 di R con T, 0,79 di R con T. Vi ricordo che se avessimo i parametri non modificati, cioè i limiti per il passaggio di zona non modificati, noi oggi abbiamo quelli che sono stati, saremmo comunque in una ottima situazione. 0,79, incidenza 49 su 100.000, si è abbassata ancora, la scorsa settimana era 69, quindi sta calando l'incidenza, ma lo vedete dai bollettini, insomma, quotidianamente che stanno calando, quindi 49 su 100.000, se continuasse così posso tentare di dire, se non ci fosse un cambiamento di scenario, un'inversione di rotta, che noi stiamo andando verso una remissione del contagio, o meglio, lo si avrà ancora, ma all'interno di casi contenuti, perché comunque l'incidenza si sta abbassando. Diciamo, non sarebbe stata una previsione. Questo dato, ecco, volevo sottolineare anche questo dato è importante perché siamo ormai a 20 giorni dall'apertura delle scuole. Vi ricordate le famose 3 settimane? Abbiamo aperto il 13 di settembre, oggi è il 7, quindi più di 20 giorni. Insomma, le 3-4 settimane noi abbiamo sempre detto bisogna scollinare settembre e vedere la prima settimana di ottobre. Al momento le scuole non ci stanno dando incremento, vi avevo portato una curva se ricordate la scorsa settimana, non ci stanno dando quell'incremento di contagi che abbiamo avuto l'anno scorso nell'ondata autunnale. Oggi c'è una remissione della curva e se Dio vuole speriamo sia anche definitiva questa remissione, quindi che si vada verso una fase endemica nel quale il virus più o meno ha toccato la popolazione, i vaccinati ovviamente hanno fatto il resto del lavoro rispetto alla parte di popolazione che non aveva avuto il virus e siamo riusciti a mettere in sicurezza tutto. Tanto è vero che l'occupazione delle terapie intensive scende al 4 e quella dell'area medica al 3. Vi ricordate che eravamo 5 e 6 la scorsa settimana, quindi siamo in calo sia sull'area medica che sulle terapie intensive. Vi do, se gradite, lo diamo anche ai cittadini che sono collegati, l'aggiornamento sui vaccini, ve lo dico velocemente. Allora,
fascia di età, quindi anni, esatto, 12-19, 66,9%, anni 20-29, 80,7%, 30-39, 75,9%, anni 40-49, anni 77,4%, anni 50-59, 83,8%, anni 60-69, 88,9%, qua siamo già al 90%, 70-79 anni, 92,6%, over 80, 99,7%. Allora, annuncio che abbiamo superato l'83% di media regionale sulla popolazione vaccinabile, comprese le prenotazioni. Siamo all'83,1%. Continuiamo a avere insomma mediamente 4-5 mila nuove prenotazioni al giorno e questo pian piano ci fa crescere ancora. I vaccini, vi ricordo a tutti, perché sembra quasi un'assurdità, ma è bene ricordarlo, sono disponibili gratuitamente e l'accesso alla vaccinazione è su base volontaria, non c'è nessun obbligo nel fare i vaccini. Lo dico perché vedo che, come al solito, continuano a girare anche delle fake news. Volevo dire una roba sul Green Pass e gira una fake news adesso che sta girando dappertutto. Siccome hanno fatto una figuraccia con il video contraffatto, adesso se ne sono inventata un'altra. Zaia incarica gli agenti in Borghese per controlli a tappeto nei locali su tutto il Veneto. Sono in arrivo forze dell'ordine extraregionali per multare tutti i locali pubblici. Fate attenzione specialmente in Veneto. Bene. Cioè io non ho parole, ecco, questo è il messaggio di giornata. È una vergogna, prima di tutto perché noi non ci occupiamo di queste cose, non ne abbiamo la potestà giuridica, quindi di certo non possiamo noi chiedere che ci siano controlli, non li chiediamo e comunque non abbiamo mai attivato anche informalmente nessuna richiesta. Quindi questa ancora una volta è una presa in giro dei cittadini, non da parte nostra ma di chi fa questi messaggi. Siamo ovviamente a risultati importanti sulle vaccinazioni perché siamo quasi a 7 milioni di dosi, siamo a 6 milioni 945 mila dosi. Ieri ne abbiamo fatte 11 mila dosi, quindi vuol dire che fra 4-5 giorni siamo a sostanzialmente, delle 11.000 dosi, 1.900 erano booster, quindi terza dose, ma fra 5 giorni passiamo le 7.000 inoculazioni fatte. A me spiace che continuino ad essere presi in giro i cittadini con notizie come questa o come quella della non vaccinazione mia e dell'assessore Lanzarin, e adesso c'è questa nuova invenzione. C'è tanta gente che non ha niente da fare evidentemente. Sul Green Pass ne ho parlato spesso anche con le imprese. Il Green Pass, che è una scelta del governo, non spetta a me fare ragionamenti, dico che vedo che è ancora in fase di conversione il decreto, da quel che mi risulta. Spero che il governo cerchi di venire incontro alle imprese e ai lavoratori. Molti imprenditori mi rappresentano la difficoltà in assenza di manodopera di dover magari rinunciare alla manodopera strategica o dei collaboratori strategici da un lato. Dall'altro io penso che le modalità di controllo debbano essere, più progettate, devono essere progettate in maniera un po' più sartoriale rispetto alle esigenze e alle modalità di movimento dell'impresa. Sapete, adesso magari qualcuno si arrabbierà, no? Però è pur vero che davanti a una diagnostica che ormai è in autosomministrazione, cioè c'è il fai da te, penso che ad esempio riconoscere anche la validità di una diagnostica che l'impresa può gestire. Pensate, non so, ai tamponi salivari, tanto per fare un esempio, dove comunque l'operatore a quel punto sarebbe solo
avrebbe una funzione diciamo marginale rispetto a una diagnostica più invasiva dove tu vai giù in rinofaringe, vai giù in maniera importante. Ecco, anche questo potrebbe essere un segnale dall'incontro alle aziende e ai lavoratori. E l'altro, che è quello che abbiamo sempre detto anche noi, davanti anche a questo andamento di curva del contagio, forse varrebbe ancora la pena di riesumare il tema delle 72 ore della durata del tampone, perché 72 ore comunque permette anche di decolassare questa pressione che c'è. Insomma, appello che faccio io al governo, che ascolti le istanze degli imprenditori, che poi raccolgono anche delle istanze territoriali anche rispetto al loro rapporto con i lavoratori. Non sono irrilevanti le istanze che mi sono state rappresentate in più occasioni, e penso che il governo, da un territorio che comunque è sempre stato ligio alle regole, che ha dimostrato di vaccinare oltre l'83%, dove le imprese si sono sempre messe a disposizione anche fisicamente, se considerate quei centri vaccinali, ne abbiamo alcuni addirittura donati dalle imprese. Ecco, davanti a tutto questo penso che questo territorio meriti ascolto. Non vi dico quante tasse paghiamo ogni anno, perché sono 180 miliardi di PIL, abbiamo un residuo fiscale di almeno 20 miliardi di euro, cioè lasciamo 20 miliardi di tasse venete tutti gli anni a Roma, in attesa dell'autonomia. Insomma, penso che questo ci possa permettere di dire: ascoltate l'appello di questo territorio, che penso sia un appello che venga sposato a livello nazionale. Ah sì, poi ho questo, se mi porti la bicicletta per favore. Allora, qui c'è una bella cosa, vi chiedo se riuscite a dar spazio, adesso non so, come al solito, come si dice, poi mi dicono che queste robe non si possono fare, però penso che non infrangiamo nessuna legge. È stato a trovarmi il signor Galante Mario, un artigiano in pensione con una grande manualità. Ecco, facciamola vedere. Questa è una bicicletta, la vedete? Federico non ha foto, la vedete? Questa è una bicicletta tutta in legno a mosaico di acero e di tiglio, l'ha fatta il signor Galante, è tutta in legno, completamente in legno, funzionante, può prendere acqua, insomma, fatta bene. C'è un'opera di una maestria unica. Lui l'ha donata e è venuto a trovarmi, fra l'altro, con l'amministrazione comunale di Cadonega, dove lui ha sede. Ci sono anche i pezzi di ricambio, fra l'altro, del mosaico, ce li ho qui. Quindi se si dovesse strisciare qualche pezzetto, ci sono anche i pezzi di ricambio. L'ha donata, è venuto col sindaco, con l'amministrazione comunale di Cadonega, che saluto, e il signor Galante, che ha ancora un mobilificio di mobili su misura, ha voluto farla diciamo, utilizzando il suo tempo libero e non libero, e mi dice: ma io ve la dono, ci terrei che fosse aiutata, se qualcuno vuol fare, che so, un'offerta. Mi dicono che non posso lanciare lotterie, robe strane, però insomma è a fin di bene. C'è un'associazione, Associazione Mattia Rigon ODV, diamo noi la garanzia che i soldi vanno a questa associazione, che fa raccolte, fra l'altro raccoglie anche tramite il 5 per 1000, dà una mano alle famiglie che hanno bimbi con malattie rare, famiglie ovviamente indigenti, in difficoltà, che hanno bisogno di pagare viaggi per questi neonati in età pediatrica, che hanno bisogno di terapie particolari costose, e lui mi diceva: io l'unica cosa che posso fare è donare questa bicicletta che ha migliaia di ore di lavoro, è un mosaico totale, quindi io spero che il buon cuore di qualche cittadino, di qualche imprenditore faccia un'offerta. Insomma, abbiamo venduto, abbiamo piazzato un nuovo a 30.000 euro. Insomma, la bicicletta è un bene durevole. L'associazione si chiama Mattia Rigon ODV, è un'associazione riconosciuta di Cadoneghe, e allora un'offerta liberale, si dice così per non essere denunciati, ecco, un'offerta liberale, la raccoglie la regione e fa il bonifico la regione. Chi volesse chiamare 041 279 2863, 041 279 2863. Vediamo di fare in modo che questa bici sia la bici più costosa del mondo, e doniamo a ste famiglie che hanno bisogno di terapie specialistiche, di mantenimento, l'acquisto di ausili, e molti bimbi non camminano, eccetera, di dare una mano a sti ragazzi. E ringrazio il signor Galante Mario per la donazione. Tiglio e acero sono i due legni utilizzati. Sì.
Ultima roba, e dopo passo la parola anche per un aggiornamento all'assessore Lanzarin dopo il giro delle domande, e poi l'assessore vi dirà discoteche, cinema, teatri, impianti sportivi, linee guida eccetera. Io vi dico solo che ho visto una parte della proposta delle discoteche, io la ritengo veramente, cioè, una roba impraticabile pensare a un 30-35%, 35%. Impraticabile, e soprattutto davanti a un settore che ha dato l'anima, cioè non so quanti locali riapriranno, stiamo parlando di 22.000 addetti, stiamo parlando peraltro di un comparto, vorrei ricordarlo, che permette a chi ha bisogno di un secondo lavoro, perché ha magari debiti da pagare, ha figli che stanno male o altro, che è uno dei pochi comparti che permette di avere un secondo lavoro, perché lavori di notte e di giorno vai a fare un altro lavoro. Se qualcuno lo trova strano, ve ne presento io camionate di persone che fanno 2 lavori. E fra l'altro capita anche nel mondo dei quotidiani, visto che ci siete voi, che capita che alcuni magari degli spedizionieri, quelli che portano i vostri giornali alle edicole il mattino allo smistamento, poi di giorno facciano un'altra attività. Quindi ecco, questa è un'attività che va riconosciuta. Peraltro voglio ricordare che gli operatori del mondo della notte, delle discoteche del Veneto, si sono messi a disposizione per testare, per fare attività di screening con i ragazzi, percorsi di educazione alla prevenzione e altro. Quindi io trovo assurdo che non si approfitti di questa disponibilità. Spero che il Consiglio dei Ministri, che oggi, immagino oggi, si riunirà per discutere queste robe, provveda a modificare questo 35%, perché sembra quasi una presa in giro, cioè con 35% a pochissimi converrà aprire, perché è diseconomico, cioè con una capienza 35 come fai a aprire? Soprattutto un comparto, voglio ricordare, che non è stato ristorato come doveva essere ristorato, e sono chiusi da 2 anni ormai, da 20 mesi, perché di fatto non hanno mai lavorato. Passo la parola per le domande. No, un'altra roba volevo dire. E qua abbiamo fatto un bel lavoro, siamo arrivati alla fine del percorso degli investimenti, articolo 20, Regione Veneto, 371 milioni di euro, ve lo annuncio, ieri abbiamo deliberato in giunta, martedì in giunta, siamo pronti per la firma con il Ministero, sono 371 milioni di euro di interventi importanti, poderosi, per ogni US, guardate, a Belluno, piuttosto che Belluno, si fa un intervento, miglioramento della sanità dell'ospedale di Belluno, sono 39 milioni. Poi sull'US 2 a Conegliano, tra le tante robe, sono stanziati definitivamente 50 milioni per il nuovo ospedale. E poi ancora adeguamenti sismici per altri 15 milioni. A Rovigo ancora, sono grosse cifre, adesso io sto qua, non so, Venezia, se vi interessa ve ne dico una a caso. Venezia ha un sacco di investimenti, di adeguamenti, ad esempio rispetto ai padiglioni del vecchio ospedale del Giovanni Paolo. Sì, ve la do. Cittadella, per dire, solo a Cittadella si investono 27 milioni e mezzo, più altri 7 milioni, più altri 2 milioni, c'è nuovo ospedale anche qui, nuovo padiglione, nuova piastra. Quindi, tanto per darvi una dimensione, sono 72 milioni, allora sono 39 milioni nell'ULS 1, 72, ma li dico dopo, avete la tabella, 72 milioni, dico cifre tonde, nell'ULS 2, quindi sostanzialmente Conegliano. ULS 3 ne fa 42 milioni a Dolo e altri 61 a Venezia, e avanti così, insomma. Rovigo ne ha 39, 37 vanno a Cittadella, Bassano 5 milioni e 4, 25 milioni a Vicenza e così via. Insomma è una bella delibera, sono 371 milioni di edilizia ospedaliera, molti adeguamenti sismici messi a norma. Voi sapete che noi in tutti questi anni abbiamo provveduto continuamente con gli adeguamenti sismici e con le messe a norma, che costano un patrimonio, poi le vedrete in tabella, e dall'altro anche nuovi ampliamenti, nuove strutture. Siamo pronti, quindi andremo, adesso è passato in CRIT, è passato in NUV, abbiamo deliberato, adesso basta fare la firma e via. Sì. Bene, domande? Filippo Tosatto.
Buongiorno Presidente. Buongiorno. Allora, lei adesso ha appena sollecitato il Governo ad una revisione dei provvedimenti riguardanti la discoteca. Allora, alla luce degli ultimi avvenimenti che hanno visto ad esempio i governatori della Lega del Nord, lei incluso, opporsi a un'ipotesi di aumento della tassazione sulla casa attraverso la revisione degli indici catastali. Atteggiamento che poi è culminato anche in una presa di posizione del segretario della Lega Salvini, piuttosto critica. C'è stata una reazione del Premier Draghi. Ieri Salvini ha detto che la Lega resta al governo, però non accetterà provvedimenti a scatola chiusa. Sto riepilogando i fatti, insomma, in breve. Lei si riconosce in questo governo? In che senso? Non è difficile. Tutta sta permessa per questa domanda? Sì. No, io penso assolutamente che questo governo, come l'ho definito fin dall'inizio, è un governo di unità nazionale. Sia un governo di unità nazionale. E rappresentava l'unico governo possibile in questo momento storico. Momento dell'atterraggio di 223 miliardi di euro da parte dell'Europa, che porta con sé delle riforme, un momento di uscita, speriamo uscita, dalla tragedia e dall'incubo mondiale del Covid, ripeto, spero che sia in fase di uscita, nel quale per il momento storico era impensabile andare a votare, perché non ci sarebbero stati i presupposti, o quantomeno, diciamo, il tutto sarebbe stato viziato da tutta una serie di effetti ambientali negativi che non avrebbero portato bene a questo Paese. Che ci sia dibattito ci sta, è sale della democrazia. Dopodiché se è un errore anche quello che dei governatori dicano cercate di fare tutto quello che potete ma evitate di tassare la casa, ma penso che il Presidente Draghi sia stato eloquente in alcune dichiarazioni che ho visto, che sulla casa mi sembra di capire si è dato per scontato che non ci saranno azioni, lo dicono anche in tanti. Adesso ovvio, io non sono a Roma, quindi mi fermo qui, chi è a Roma dovrà votare a livello parlamentare, a livello nazionale, e poi verificherà, appunto, non è un'amministrazione che segue. Però mi consenta, però la mia domanda non era questa, cioè non le ho chiesto se ritiene questo un governo nato da condizione, un governo obbligato. Allora non ho capito, dimmi. Mi sono spiegato male. Finora lei, come amministratore, si riconosce nell'azione di questo governo? Assolutamente sì, nel senso che noi, voglio ricordare, parlo da Presidente della Regione, ricordo che noi abbiamo dato l'ok a tutti i provvedimenti che hanno presentato. Quando la Conferenza delle Regioni è stata interpellata, la Conferenza delle Regioni, con i distinguo del caso, ad esempio sul Green Pass avevamo proposto le 72 ore, avevamo proposto un prezzo politico per i cittadini, e, insomma, una serie di attenuazioni nell'applicazione, ma noi non abbiamo mai rispedito il mittente dei provvedimenti. Questo è il ruolo che ha avuto la Conferenza dei Presidenti e che io devo confermare. Dopodiché, sentite, non è che uno può dire che il pacchetto è uno solo, come si dice, e deve dire sì o no. A me non sembra trascendentale se uno dice invece di 48 ore mettene 72 per il tampone, non è che è un reato, Però noi non abbiamo mai fatto come Regione attività di ostruzionismo. Cerchiamo di fare, delle proposte che siano costruttive. Ad esempio quella delle discoteche, a mio avviso, davanti a cinema che aprono l'80%, teatri l'80%, impianti sportivi, devo vedere l'assessore, quella discoteca 35, non deve chiedere che differenza c'è. Sono sempre sale con un sacco di persone presenti. No, ma semmai c'è forse una parte del vostro elettorato che vi critica per ragioni opposte, che magari vi ritiene troppo accondiscendenti.
No, guarda, io penso che io faccio l'amministratore e l'amministratore purtroppo c'ha i giorni di sole e i giorni di pioggia. Se penso che il 22 febbraio e il 23 febbraio 2020 decisi di chiudere, di fare la zona rossa a Vo, di chiudere cinema, teatri, scuole, chiese e il Carnevale di Venezia. Era domenica e io chiudevo con un provvedimento. Ho avuto solo critiche. Il vostro giornale addirittura ha scritto Zaia precipita nei consensi. Però ho fatto quello che ritenevo giusto fare. Quindi non è che tu puoi guardare, cioè devi cercare di fare anche delle scelte, no? È come un genitore, no? A volte dice no a delle cose, ma non è che odia il figlio, magari è chiamato a decidere a tutela del figlio, no? E per fortuna che ho preso quelle decisioni. Allora il popolo non era sicuramente come quando decido queste robe. E chiedo un'ultima cosa, ieri il segretario del Partito Democratico Letta ha detto: io invidio molto a Luca Zaia il radicamento, il consenso, la capacità di interpretare la sua comunità e il suo territorio. E in Veneto è una figura molto forte, e poi ha detto al suo partito: prepariamoci al dopo, come dire, finché c'è lui la partita non è persa, quando avrà esaurito il suo mandato potremo giocarcela. Auguri. Lei come immagina il dopo Zaia in Veneto? Cioè Filippo, ma te Gazzapanna una rincorsa. È una domandina facile. Cioè, guardate che questo mandato scade nel 2025. Quindi, come si dice? Cioè, sconsiglio di perdere tempo a prendere misure prima. Perché potrebbe essere vano. Giusto? Grazie. Magari proprio una distante loro, i democratici per Zaia. Si era prenotata Cristina Giacomuzzo. È un cognome che va a ruba. Prego. Buongiorno. Scusa. Per quanto riguarda Green Pass, i farmacisti stanno registrando un boom di richieste. Federfarma Veneto ha chiesto alla Regione di poter semplificare l'iter cartaceo burocratico, perché adesso ci sono già tante richieste, tante prenotazioni, dopo il 15 ci si aspetta molto di più. Com'è la situazione? Cosa può fare la Regione? I punti tampone sono ancora disponibili? I nostri regionali ce n'è almeno uno per provincia dove si possono fare a pagamento, uno per ULSA, scusate. Per quanto riguarda le farmacie lascio la parola all'assessore per quel che possiamo dire. Ma sulle farmacie sì, ho visto la richiesta, chiaramente è tutta una questione anche molto operativa informatica, l'abbiamo passata all'azienda Zero, che è quella che segue tutta la parte dei software e quindi legata alle varie procedure, chiedendo sicuramente di provare a semplificare per quanto possibile. Sappiamo che le farmacie sono effettivamente tartassate da richieste di emettere il Green Pass, perché poi alla fine i medici ne emettono poco, quindi rimangono le farmacie che soprattutto hanno questo ruolo, no? Quindi stiamo cercando di lavorare con loro per far sì di semplificare il più possibile, insomma. Ma i centri tamponi della regione provinciali, intendo dire, quelli restano aperti? No, quelli restano aperti. A maggior ragione. Come diceva il Presidente, noi abbiamo previsto con il POS, quindi che si possa pagare i 15 o i 7 euro, come previsto, quindi per tutti, quindi i nostri sono uguali a quelli delle farmacie come costi, uno in ogni USL. Presidente, poi altra domanda, cambio argomento. Prego. Citrobacter all'ospedale di Verona, cosa ne pensa della decisione della Procura di Verona, che ha iscritto nel registro degli indagati 7 nomi di spicco della sanità veneta, questo dopo la coraggiosa denuncia di tante mamme coraggio che hanno sollevato la questione, e poi pian piano si è arrivato molto lentamente a fermare, a capire qual era il problema, l'origine del problema. Sì, intanto voglio ricordare che anche documentazione è arrivata dalla Regione, noi allora facciamo anche un'ispezione, se non ricordo male, quindi c'è materiale. Allora, guardo con rispetto l'azione della Procura, abbiamo fiducia nella magistratura,
Ovviamente i processi non si possono fare sui giornali, in strada o qui dentro, ma li dobbiamo far celebrare eventualmente nei tribunali, se mai saranno celebrati per tutti questi indagati o avvisati, scusate, e se casomai qualcuno di questi avvisati si ritrovasse ad essere oggetto di un processo. Quindi mi fermo qui. Allora abbiamo, come si può dire, è stata auspicata fin dall'inizio chiarezza, e penso che l'unico elemento di chiarezza sia questo, non è, perché ormai la situazione è mummificata, no? È consolidata, è cristallizzata, ci sono relazioni di parte, tecnici. Noi abbiamo nominato una commissione indipendente, anche ricordo che oltre all'ispezione noi abbiamo nominato una commissione indipendente portando anche grandi professionisti da fuori. Abbiamo mandato tutto quello che è stato oggetto di relazione alla procura, l'azienda ospedaliera ha mandato le sue controdeduzioni, le sue relazioni, insomma tutto quello che è. Quindi di materiale il magistrato ne ha in mano. Se ha deciso di avviare e attivare, avvisare alcune persone, lo farà nell'interesse di sbrogliare sta matassa e capire quali sono le responsabilità, quali saranno le responsabilità e di chi saranno. In questa fase dell'indagine la Regione... Ma noi la guardiamo e la seguiamo, è ovvio che noi ci siamo su questa partita, come siamo in tutte le partite che riguardano i cittadini del Veneto e la Regione. Non è che diciamo adesso si arrangiano loro. Vedremo, seguiamo il processo, se ci sarà un processo vedremo gli atti, vedremo tutto, e qualora ci fosse identificato un responsabile o dei responsabili o si trovasse motivo chiaro di tutto questo, la Regione si costituisce, è ovvio. Adesso io non so quali siano i termini della Costituzione, ma noi lo facciamo d'ufficio sempre, non perché ce l'abbiamo con qualcuno o con qualcun altro no. Ci sono novità poi sul tema autonomia, l'incontro è stato fatto mercoledì tecnico. Poi gli incontri si fanno abbastanza frequentemente, si sono stati fatti abbastanza frequentemente e si faranno frequentemente. I tecnici si confrontano, parlano di norme finanziarie, parlano di attività, insomma avevamo la macchina al minimo, adesso si sta portando su dei giri, quindi i confronti ci sono, ma sono solo a livello tecnico. Quindi non ho ancora visto carte. A livello politico o carte sulla mia scrivania non ce ne sono. Grazie. Ho sentito anche l'altro giorno il ministro Gelmini, però oggi noi non abbiamo una bozza, non esiste niente, so che i tecnici si confrontano ed è bene così, anche ieri si sono confrontati e via. Si è prenotata Alda Vanzan. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Volevo sapere, abbiamo delle segnalazioni da parte di alcune US, le prenotazioni per le terze dosi procedono a rilento. Volevo sapere se come Regione avete in mente un'azione regionale unica per tutto il territorio o se lasciate alle US le singole iniziative per spiegare agli over 80 che possono prenotare la terza dose. Ma noi ci siamo mossi intanto con gli indirizzi per quanto riguarda i fragili. Sui fragili sono stati contattati con gli SMS, con tutte le attività. Resta il fatto oggi autorizzato degli over 80. Sugli over 80 abbiamo fatto e facciamo gli annunci ricordando, e ti ringrazio per la domanda, ricordiamo a tutti coloro che hanno più di 80 anni che possono, se hanno fatto l'ultima dose, la seconda dose da più di 6 mesi, possono assolutamente prenotarsi e farsi fare la terza dose di vaccino. Dopodiché al momento non abbiamo campagne ad hoc progettate, ne parleremo sicuramente nella prossima riunione vedendo i dati. Certo è che in generale a livello nazionale la terza dose, la booster come si dice, la terza dose non ha l'afflato, non ha la forza di quello che è stata la prima dose di vaccini, questo l'abbiamo capito. Però voglio ricordare che nel contempo noi siamo dentro nelle case di riposo e stiamo cercando di mettere in sicurezza tutti gli anziani, i fragili, tutti coloro che comunque hanno necessità di avere una carica anticorpale degna di questo nome. Prego.
No, settimana prossima abbiamo già previsto l'incontro con i medici di famiglia, chiaramente per parlare con loro di antinfluenzale di terza dose, perché sappiamo che poi tanti soggetti sono soggetti anziani, sono a casa, eccetera, quindi anche con loro credo che poi saranno sicuramente molto utili per andare a contattare anche quelle persone che hanno più difficoltà, e quindi anche con loro faremo un'iniziativa di questo tipo come l'hanno fatta precedentemente. Sì. Però mi metto nei panni dei cittadini, no? Dico, ma la terza dose la devo fare o no? Allora, io penso che sia, e del resto il CTS si è espresso in questa maniera, che sia fondamentale che venga valutata seriamente per gli over, perché comunque sappiamo delle cose importanti. Primo, che la risposta anticorpale alla vaccinazione è molto più bassa rispetto a un giovane. Due, la durata degli anticorpi. Queste sono due quasi certezze che si hanno, dico, le definisco quasi certezze, leggo le relazioni che vengono scritte. Quindi costi-benefici, oggi noi sappiamo che all'interno delle case di riposo quanti sono? 27 contagiati? 30 contagiati? 28 persone positive su 30.000. Cioè, capite che è come parlare di chi è all'unghia incarnita, cioè nel senso c'è un'incidenza che è veramente bassa. Questo lo dobbiamo dire alle vaccinazioni. Se quegli anziani non fossero vaccinati, quindi costi-benefici, la terza dose sugli anziani è auspicata, lo dicono le autorità sanitarie, noi non siamo degli esperti e siamo qui ad erogare il servizio. Ovvio che nel caso di riposo è una condizione che noi vogliamo realizzare velocemente. E se uno volesse sapere invece se gli conviene farla e volesse capire la propria carica anticorpale, potrebbe andare a fare quindi il sierologico? Sì, allora questa è una riflessione non irrilevante, nel senso che da un lato, se tutti noi potessimo avere il titolo anticorpale, magari potremmo decidere. Dall'altro c'è anche chi dice, attenzione, che il titolo anticorpale è una delle evidenze. Dopo c'è l'immunità cellulare, quindi è un po' complicato proprio ridurla al fatto che c'ho 8 anticorpi e non c'ho nessun problema. Io dico con onestà intellettuale che pensare di fare il dosaggio anticorpale a tutti i cittadini italiani diventa improponibile, cioè nel senso che non so che modo di lavoro possa essere, perché non è solo quello del prelievo del sangue, è anche quello poi della processazione del campione per la titolazione. Per cui immagino che forse la strada più breve sia rappresentata dal fatto di accedere alla terza dose. Dopodiché, se il CTS, noi l'abbiamo già fatto questo appello, valuta anche il tema del titolo anticorpale, ok, però ce lo devono dire gli scienziati, non noi. Prego. Ci sono altre domande per il Presidente? Allora, mi pare di no, quindi io vi ringrazio e lascio la parola all'assessore Lanzarini, vi dà un aggiornamento dei lavori. Prima di andare via vi ricordo la bicicletta, perché ci tengo a dare una mano a questi bambini neonati, malattie rare, disabilità, in famiglie indigenti con difficoltà a poter avere i soldi necessari per curare questi bimbi. La bicicletta donata dal signor Galante di Cadoneghe, e quello che verrà raccolto verrà destinato a un'associazione che si occupa di questi bimbi. Quindi se qualcuno volesse fare un'offerta, è un mosaico di acero e tiglio, quindi è tutta in legno. Se dopo volete fare una foto ve la lasciamo qui. Grazie, buongiorno. Grazie Presidente, prego Assessore Lanzarin per il suo intervento. Sì, allora faccio un po' un appunto situazione, linee guida e nuovi provvedimenti, no? Perché noi abbiamo fatto un incontro anche ieri sera con sempre il gruppo ristretto delle 5 regioni che voi sapete viene coordinato dal Veneto. C'è la conferenza delle regioni adesso, l'1:30, in cui verranno anche discusse questi nuovi aggiornamenti delle linee guida, che però poi non avranno una sua approvazione, lo dico già, in conferenza delle regioni di oggi, ma siccome siamo stati avvisati che oggi probabilmente esce questo nuovo decreto che prevede quindi tutto il discorso legato allo spettacolo, quindi cinema, teatri, il famoso 80% di capienza,
poi lo sport, il 75% di capienza per quanto riguarda gli eventi sportivi, e le discoteche che almeno come diceva il Presidente, dalla notizia che abbiamo noi, è il 35% di capienza per quanto riguarda la riapertura delle discoteche. Quindi ieri sera abbiamo concordato anche con la conferenza delle regioni che oggi ci sarà appunto una discussione in conferenza delle regioni, la presentazione degli ultimi aggiornamenti che abbiamo fatto, e poi terremo aperto il provvedimento proprio per intervenire anche con queste ultime novità dopo il Consiglio dei Ministri, quindi il nuovo decreto. Cosa si è fatto in molta velocità? Si sono aggiornate tutte le linee guida che voi già conoscete, introducendo dove c'è vincolo Green Pass, quindi dove oggi deve essere richiesto il Green Pass per accedere a quei servizi, quindi non si è fatto nulla di diverso. L'altro invece settore su cui si è iniziato a lavorare, che poi sarà mandato al governo, è quello degli impianti di risalita in previsione della stagione turistica. E quindi si è fatto un lavoro proprio per poter permettere di iniziare il prima possibile anche la programmazione dell'attività turistica, della stagione turistica invernale. Allora, sul fronte per quanto riguarda gli impianti di risalita, io vi anticipo insomma alcune questioni che saranno oggetto, appunto, ripeto, di discussione e di approvazione futura all'interno della conferenza delle regioni e poi di trasmissione al governo, quindi un lavoro in itinere, quindi non definitivo. Lo specifichiamo. Il gruppo di lavoro tecnico e poi il gruppo politico ha sentito anche le associazioni di riferimento che hanno fatto delle proposte, e le proposte principalmente sono di tre tipi. Sono quelle, chiaro, dell'utilizzo del Green Pass per poter accedere appunto all'impiantistica sportiva invernale, l'aumentare la capienza delle cabinovie all'80%, sapete che era al 50%, quindi portarla all'80% come quella dei trasporti pubblici, l'utilizzo della mascherina chiaramente è scontato, e poi c'è una differenziazione tra le zone gialle e bianca e gialla, in cui non si prevede più un limite di giornaliero di ski pass, sapete che prevedeva questo le linee guida precedenti, mentre viene mantenuto qualora ci fossero quadri epidemiologici molto più importanti, e quindi se le regioni, insomma se i territori dovessero essere in aree rosse o arancioni. Quindi togliendo quel limite giornaliero di ski pass possibili per quanto riguarda le aree bianche e gialle. Queste sono le tre misure principali su cui insomma il gruppo ha lavorato e che presenterà in conferenza per poi insomma avere l'iter insomma procedurale previsto. Questo per permettere il riavvio effettivo anche della stagione turistica invernale. Ci sarà questo confronto, questa appunto discussione prima della condivisione da parte di tutte le regioni, però non prevedo che oggi ci sia un'approvazione di queste linee guida, perché con il Presidente Fedriga si è optato per aspettare appunto anche i contenuti del nuovo decreto e quindi fare un'approvazione unica. Ci sono domande per l'assessore Lanzarin? Poi solo la richiesta di avere la delibera di cui parlava prima il Presidente. Sì, sulla delibera specifico, allora noi abbiamo provato una delibera martedì, che la delibera è quella che autorizza, la delibera degli interventi è la delibera di gennaio, forse quindi l'avevate già vista, nel senso che avevamo già fatto una delibera a gennaio con la tabella degli interventi che poi vediamo che cita il Presidente. La delibera che noi abbiamo portato martedì è quella che dice se sono concluse le operazioni, quindi tutti questi interventi noi li abbiamo mandati al Ministero, il NUV, il nucleo del Ministero ha approvato questi interventi, la Conferenza Stato-Regioni ha approvato i protocolli e quant'altro, manca solo la sottoscrizione dell'accordo con il Ministero, e quindi con questa delibera si delega il Presidente o il suo delegato poi a procedere alla firma. Gli interventi sono quelli, vediamo quindi quella tabella, che erano stati individuati a gennaio 2020. Ultima cosa che vi dico, c'è stata 2021, scusami, aspetta, 2000 sì. Allora, l'ultima cosa che vi dico, c'è stata un'altra delibera martedì
in cui voi sapete che noi a breve partiamo con la mostra, quella famosa per quanto riguarda i disegni appunto dei bambini che sono stati inviati durante tutti i mesi dell'emergenza, mostra itinerante. Accanto alla mostra abbiamo pensato anche di fare un percorso di seminari, convegni e confronti, quindi con l'avvio della mostra. E il primo convegno, che sarà quello appunto che darà l'apertura della mostra e poi di tutti i passaggi successivi, sarà il 25 di ottobre a Venezia, ma sarà un convegno anche dalla portata abbastanza importante, perché abbiamo pensato di fare questo convegno anche invitando, quindi sarà in presenza e sarà aspettate che ve lo dico, alla Scuola Grande San Giovanni, e vedrà anche personaggi come Rezza, Brusaferro, Palù, quindi partecipare a questo convegno. Quindi ci sarà un confronto rispetto appunto alla pandemia vista con gli occhi dei bambini, ma anche una ricostruzione, se vogliamo, un po' insomma su quelli che sono stati questi 18 mesi di emergenza, e vedrà poi coinvolta anche in tavole rotonde specifiche le regioni che hanno fatto parte un po' anche del gruppo di lavoro Linee Guida, quindi con una rappresentanza anche della Conferenza delle Regioni, quindi col direttore della Conferenza delle Regioni, la dottoressa Grillo, la dottoressa Petra Polacus della Regione Emilia Romagna, che sapete che la Regione Emilia Romagna oggi è coordinatore della Commissione Salute, e poi le altre regioni, Lombardia, insomma, quindi anche con, diciamo, un'importanza rispetto alle persone che interverranno, credo di tutto rilievo, proprio per introdurre sicuramente poi quello che sarà la mostra itinerante, con dei seminari specifici anche che toccheranno tematiche legate al sociale, al sociosanitario, insomma anche divise, le stiamo studiando per ogni singola tappa, ma questo sarà l'evento di apertura con, ripeto, anche occasioni insomma di un confronto con varie non solo realtà regionali ma anche nazionali, insomma, che hanno operato e che hanno sicuramente avuto un rilievo molto importante durante tutte le fasi dell'emergenza. Ci sono altre domande per l'assessore Lanzarin? Se non ci sono, grazie a tutti e buona giornata.